Sono le 19:54, la buonasera a tutti dallo Stadio Olimpico del Ghiaccio. Si parla di playoff, si parla di hockey nella Hockey Night di hockeycortina.it. La buonasera a Mario Pizzamore qui accanto a me. Ciao Mario. Buonasera e a Luca Zardini Lacedelli. Ciao Luca. Ciao, grazie Buonasera Mario, a tutti grazie di quanti. essere anche questa sera con noi per darci il tuo contributo tecnico, la compagnia e il modo di divertirci, speriamo, in questa prima gara di pre-playoff. Siamo nei playoff, barbe lunghe, iniziamo a lasciare a casa e lasciare nel cassetto ovviamente la metta, perché anche se solo un pre-playoff il clima è quello da playoff. Anche noi stessi sentiamo la tensione per questa seconda fase di Alps Hockey League, una Cortina che ci arriva nella miglior maniera possibile in questa seconda fase. Sarebbe stato bello arrivare nelle prime quattro, ma per la forza degli avversari, per tante altre ovviamente risultati non arrivati in stagione regolare, il Cortina ha raggiunto comunque un obiettivo importante. Mario. Eh sì, bella cavalcata comunque quella della Sportivi Ghiaccio Cortina. I primi 4 posti sono stati abbastanza inarrivabili, se non per un brevissimo lasso temporale tra fine gennaio e i primi di febbraio, dopodiché hanno meritato le squadre che sono arrivate davanti. Basta alibi, basta cancelliamo tutto quello che è stato fatto di buono fino ad oggi, perché non conta più nulla, si riparte da zero. E aggiungo che tutta la pressione è sulle spalle del Cortina, favoritissimo, e quindi la squadra che più ha da perdere è la nostra. Decisamente un Cortina che ritorna a giocare contro il Bregenz, ma l'abbiamo visto sul ghiaccio olimpico qualche settimana fa e l'abbiamo vista anche, l'abbiamo raccontata per la radio, con cui ci collegheremo a breve sulle frequenze di Radio Cortina per fornire anche ai nostri appassionati radioamatori ovviamente la cronaca vocale del match. E un Cortina che ha incontrato proprio nell'ultimo mese il Bregenz 2 volte, ha vinto a Bregenzerwald, ha vinto anche in casa uno degli ultimi match prima del pre-playoff, giocando una partita molto rilassata, molto tranquilla, vincendo anche quella, dimostrando di essere superiore. Però attenzione, in quel match mancavano due elementi fondamentali della squadra del Vorarlberg, soprattutto Robert Lipsberg, il lettone, che ha dato la svolta nella stagione dei neroverdi austriaci. Arrivato a fine novembre, aveva iniziato malissimo il Bregenzerwald, con lui la squadra poi ha avuto una striscia positiva di 7 partite vinte e quindi ha avuto proprio quello slancio, quello spunto per poi costruire questo che è quasi un successo per la società nata nel 1982 nella provincia del Vorarlberg, che gioca ancora a Dornbirn, perché lo stadio dove sono ancora ospitati. Infatti si gioca lunedì gara 2, Mario, se vogliamo anticipare qualcosa. Anticipiamo sì che gara 2 si giocherà sicuramente di lunedì. Il primo errore che non dobbiamo fare è sottovalutare il Bregenzerwald. È vero, sono arrivati 12esimi, staccati di una ventina di punti dal Cortina, ma questo, come abbiamo detto, oggi non conterà nulla. Sottolineo solo le assenze anche della Sportivi Ghiaccio Cortina di questa sera, in particolare la prima pesantissima, quella di Luca Zanatta, che purtroppo non ha recuperato dal brutto infortunio alla testa, e aggiungiamo anche Giovanni Toffoli, che comunque sta ancora pagando una positività al Covid che non riusciamo a far passare. Per il resto roster al completo. Benissimo, come ci vedete live anche nelle immagini su hockeycortina.it, questa sera indossiamo, Mario ed io, due magliette piuttosto significative. Sono quelle del progetto Retten Wir di Broncos, un progetto creato dai vecchi tifosi del Vipiteno, i Blue Hats Broncos, per cercare di arrivare a delle somme che possano sostenere le difficoltà della squadra di Vipiteno, che avete incontrato 2 mesi fa con il crollo dello stadio, quindi un omaggio anche a loro, giustamente, per i nostri amici di Vipiteno. Questa sera match di playoff, pre-playoff, gara 1, diciamo, gara 2 si giocherà lunedì, ma non martedì, perché martedì potrebbe esserci gara 6 del Dornbirn Bulldogs, che gioca nell'Ice Hockey League, dove gioca il Bolzano, quindi, e sono i padroni di casa dello stadio di Dornbirn, quindi in anticipata gara 2 che si giocherà sicuramente. L'eventuale gara 3, la bella diciamo, sarà giovedì all'Olimpico, sempre se appunto nessuna delle due squadre riuscirà a avere il 2-0 fino a lunedì notte. Noi ovviamente speriamo che il Cortina questa sera possa, come ha dimostrato, poter vincere questo match. Non sarà facile, non bisogna sottovalutare l'avversario, non bisogna neanche temerlo eccessivamente però. No, il Cortina deve fare la sua partita, ben conscio di essere superiore, ma evitare errori superficiali. È banale dirlo, ma sarà importante giocare semplice. Se il Cortina gioca il suo hockey e il suo livello,
ha già dimostrato in stagione di essere più forte del Bregenzerwald. Benissimo, io direi di andare subito alla lettura delle formazioni per vedere, Mario, se tra il line-up c'è anche il difensore svedese Ackersman. Lipsberg, sono sicuro, è all'appello di questo primo linea, anche nello starting six che viene presentato in questo momento dalle nostre videocamere, e andiamo alla lettura delle formazioni partendo dagli ospiti. Anticipiamo che non c'è nessuno svedese a roster per il Bregenzerwald, che schiera Beck fra i pali, Posch, Wolf, Poschmann, Ban e Lipsberg in prima linea, von Boon, Pilgram, Metzler, Kandemir e Zwerger secondo blocco, Auer, Zipperle, Schlögel, Maxa e il finlandese Rajamaki in terza linea, ultimi tre ragazzi Fasler, Göggel e Trotan per una quarta linea a metà. Secondo portiere Sketch. Perfetto, quasi tutto pronto olimpico, ma velocemente Mario anche il line-up degli Ampezzani che vedono qualche rientro. De Filippo confermatissimo in porta, Phil Pietroniro e Max Cordiano i due difensori in prima linea, Chad, Cazzola e Giftopoulos in attacco, Enrico Larcher e Vainonen i difensori in seconda linea, Barnabò Adami Alverà, Zanatta Michael, Emanuele Larcher, De Zanna Ronny, Zardini Lacedelli Noà e Sanna. Quarto blocco Pancera, Vallazza, Alessandro Zanatta, Moser e Davide Faloppa. Martino Valledarin il secondo portiere. Mike Cazzola se ne va lungo la banda di destra, mette un disco al centro, raccolto largo adesso da Phil Pietroniro che prova a sorprendere subito Felix Beck, che è costretto a fermare il disco ma non riesce a controllarlo, un fischio un po' troppo in anticipo da parte del capo arbitro che va così un po' a fermare un'azione non perfetta del portiere che poteva diventare pericolosa per gli Ampezzani. Lo vediamo nel replay proposto dalla regia, prova a colpire qui Giftopoulos, poi non è bravo Beck, un po' anche infastidito da Phil Pietroniro, e noi ovviamente andiamo in diretta anche alle 20 esatte su Radio Cortina. La buonasera anche a tutti i nostri radioascoltatori che ci seguono sulle frequenze della Radio Dolomiti. Iniziato il match da 30 secondi, gara 1 di pre-playoff tra Cortina e Bregenzerwald. 0-0 il risultato all'Olimpico, ricordo si gioca nel meglio delle tre partite, lunedì gara 2, l'eventuale gara 3 giovedì 25 all'Olimpico di nuovo, ovviamente gara 1 si giocherà a Dorbin in Austria. 0-0 il risultato, errore qui a centropista da parte del terzino ampezzano Larcher, anzi Adami, che gioca con la visiera integrale, quello che abbiamo ormai penso conosciuto ormai da tutti, il fishbowl. Ma seguiamo adesso l'insistita manovra di un Bregenzerwald che perde il disco sulla blu. Barnabò prova ad andare a creare un po' di fastidio in zona neutra, disco ripreso ancora dagli austriaci che lo lavorano ogni tanto sul cambio della linea. Larcher lo mette fuori con un po' troppa furia, regala di nuovo il possesso agli avversari. Squadre ovviamente che iniziano molto accorte e un pochino anche timorose se vogliamo. Daniel si è ricaricato, perde un disco importante nell'angolo, arriva il primo tiro del match anche se fuori dallo specchio della porta. Eh sì, primo avviso dalle parti di Marco De Filippo, sbaglia la mira l'attaccante austriaco, meglio così, disco fuori. Dietro la gabbia ancora Ampezzani un po' troppo decisi in andare a caricare dietro porta, a lasciare uno spazio in una cortina che si chiude comunque con tre uomini. Alla fine fortuna Larcher nel suggerimento a ritroso perché ne viene raccolto dagli avanti della Bregenzerwald. Partita ovviamente che parte con ritmi piuttosto lenti, blandi, ovviamente si deve aspettare un crescendo nell'arco del match e forse c'è anche l'attesa di vedere chi farà il primo errore. Il Bregenzerwald ovviamente, come abbiamo detto, parte un pochino sfavorito, 19 punti di differenza in regular season sono piuttosto evidenti e emblematici che testimoniano un po' il valore delle due formazioni, però ovviamente, come anticipato da Mario a inizio cronaca, si parte dallo 0-0 e da 0 punti in classifica, perché questo è già il playoff, è già il clima dove le squadre... Occasione qui per Cortina, Faloppa con rovescio del bastone, è bravo a fermarsi, meno bravo però a suggerire a ritroso. Era sul rovescio del bastone, non ha provato ad infierire, la sua corsa è continuata, poi ha sbagliato il passaggio sulla blu, però una nuova occasione per gli ampezzani. Chad Pietroniro sbaglia qui, regala un break, turnover, attenzione, questo è un pericolo, 3-1 per il Bregenzerwald, tiro, para Marco De Filippo, rebound concesso, un po' di confusione, ci mette ordine Chad Pietroniro, perde ancora il pack. Cortina un pochino timoroso in questo inizio di partita, soprattutto con diversi, almeno non diversissimi perché in effetti si è giocato veramente da poco, passaggi sbagliati in zona neutra che regalano il classico turnover agli avversari. Due brutti errorini, il primo di Davide Faloppa che cerca il difensore sulla blu ma il difensore era assente
e soprattutto quello di Chad Pietroniro, entra bene nel terzo d'attacco, voleva lasciare il disco per Remy Giftopoulos ma sbaglia totalmente il passaggio al buio, 3 contro 1 che poteva essere pericolosissimo per gli austriaci. Il contropiede adesso il Cortina ha regalato anche questo su un errore in zona neutra da parte di Metzler. Cazzola mette in circolazione in rolling il puck dietro la porta di Felix Beck, lascia il disco Giftopoulos in maniera intelligente lungo la balaustra, va a cambiare il greco, arriva Enrico Larcher che si espone un po' troppo ma viene aiutato sulla blu da Cazzola, è proprio lui a ricevere il disco adesso, lo scambio con Luca Barnabò, cerca di mettere il turbo, un paio di delay lungo la balaustra, buono il servizio anche se sul rovescio del bastone per Enrico Larcher, cerca un corridoio centrale, non arriva nessuna deviazione, arriva Vainen, anche lui abbandona la sua posizione per andare a tenere dentro il disco in zona con la sua fisicità, va anche a caricare, arriva il tiro, non arriva la deviazione, quindi Tommaso Alverà para Felix Beck, la prima vera occasione del match. Peccato, bella azione, bravi anche i difensori a spingere e bravissimi prima Cazzola e poi Francesco Adami a prendere la loro posizione sulla blu per evitare proprio il contropiede. Tiro non irresistibile, ma era più una ricerca della deviazione, non è andata a buon fine, ma prima parata importante di Beck. All'ingaggio Francesco Adami al ritorno dopo 3 match out per un problema addominale, perde l'ingaggio il capitano. Disco sulle stecche austriache che hanno un'uscita di zona non perfetta, disco deviato, ma ci arriva la liberazione vietata. Ovviamente andremo anche a aggiornare i risultati della Alps Hockey League per quanto riguarda le altre sfide di pre-playoff, perché sono altre 3 partite importanti, curiose, ovviamente con degli accoppiamenti che poco lasciano intravedere quale potrebbe essere effettivamente la favorita dei singoli match. Mario, tu ti sei fatto un'idea o meno un'idea di quello che potrebbe essere un esito al di là del match tra Cortina, della sfida tra Cortina e Bregenz, anche delle altre sfide che sono in corso, già qualcuno ha già iniziata questa sera, no? Ma più che un'idea diamo direttamente i risultati, poi il resto verrà commentato in corso d'opera. Il Vipiteno alla fine del primo tempo da 11º in classifica è in vantaggio a Salisburgo. Sempre fine primo tempo Falkirk e Gardena sono sull'1-1, c'era stato il vantaggio gardenese. Perfetto, grazie Mario. Manca ancora un match d'appello, quello tra Renone e Lusten 0-0 che è in iniziato contemporanea alla nostra partita, sì, appena iniziato 0-0. Molto bene, torniamo all'Olimpico. Disco pericoloso nello slot, poi allontanato senza troppa cura da parte di Ampezzani, che hanno cercato di evitare il peggio perché non era stato gestito bene il puck in zona difensiva dai biancoblu allenati da Ivo Mahachka. Trascorsi 5 minuti e mezzo, il risultato è di 0-0 tra EC Bregenzerwald e Afro Cortina. Ci sarà un ingaggio adesso alla sinistra di Marco De Filippo inquadrato, a face off Zardini Nacedelli. D'altra parte ovviamente c'è l'opponente del Bregenzerwald che perde l'ingaggio, ma il disco però torna in possesso dei ospiti che lo lavorano bene nell'angolo. L'anticipo riuscito per un momento da Zardini Nacedelli, poi prova disco nello slot, arriva alla conclusione. Questa sì è forse la occasione più grande finora arrivata nel match, la buona parata di Marco De Filippo. Sanna un pochino in ritardo, anche qui ci sarà un altro fischio arbitrale, subisce la terza linea qui Ampezzana. Già secondo icing procurato dagli uomini del terzo blocco del Cortina, che si contendono sul ghiaccio con gli avversari che sono Rajamaki, che non è proprio l'ultimo arrivato, è lo straniero finlandese, l'Alexander Maxa, che è un nazionale under 20 austriaco, e Richard Schlögl. Vediamo il Cortina se adesso a prendere ossigeno. Zardini Nacedelli, il suo possesso, rischia un po', però mette un po' di fosforo e di calma nell'uscita di zona. Vediamo se riescono a fare altrettanto gli avversari. Non c'è icing perché c'è un tocco, quindi possono andare a cambiare gli uomini della terza. Arriva la quarta del Cortina con Moser che ritorna come centro insieme ad Alessandro Zanatta e a Davide Faloppa. Proprio Alessandro Zanatta che suggerisce a ritroso verso Larcher. Enrico Larcher, buono il suo movimento, apertura per Alessandro Zanatta che non riesce a toccare per Moser all'ingresso in zona. Passaggio non raccolto da Enrico Larcher qui, poi lo riprende in un secondo momento, suggerimento per Vainonen, taglio alto, perfetto, veloce, rapido per Alessandro Zanatta, deve andarsene da solo qui il dump and chase, arriva anche il chase qui di Davide Faloppa che gira bene, protegge bene il puck, il numero 72 Pezzano, gira tutto attorno, lo scambio con Alessandro Zanatta, buono il cycling qui
tra i giocatori ampezzani, poi arriva la conclusione nel traffico, pericolo, nonostante il tiro non fosse violento, ma era ovviamente per scardinare la difesa avversaria, ma c'è subito un break dall'altra parte. Rayamaki, disco al centro, arriva il tocco quasi impercettibile ma fondamentale di Alessandro Zanatta. Bravissimo, azione difensiva pazzesca di Alessandro Zanatta che evita il tiro quasi a botta sicura, il vantaggio austriaco. Poco prima, azione fatta molto bene dalla nostra quarta linea con lo stesso Zanatta, Moser iniziata da Davide Faloppa. Bravi i ragazzi arrivati comunque al tiro, pericolosi anche noi. Partita equilibrata in questi primi 7 minuti e mezzo di match. Non bisogna commettere errori, un Cortina ancora decisamente non perfetto, ancora troppe sviste, non che il Bregenz aveva fatto molto o molto di più di Ampezzani. Intervento ottimo qui di esperienza da parte di Mike Zanatta, che però lascia un disco nello slot, deve andare a chiudere, forse su un rischio di penalizzazione qui, ma non c'è nessun braccio alzato. Si gioca lo scambio Lipsberg adesso per Ban, la conclusione para con la pinza. Marco De Filippo, prima linea del Bregenzervald, che mette un po' in difficoltà la prima linea ampezzana. Sì, i primi due indizi che abbiamo iniziato i playoff sono in pratica intanto i fischi arbitrali che mi auguro siano molto inferiori alla norma della regular season, perché è giusto anche lasciare un po' giocare ai playoff, e inoltre ogni azione la carica viene chiusa, anche qui differenza importante e fondamentale rispetto alla regular season. L'occasionissima del Bregenzervald di qualche minuto fa è nata non tanto da un contropiede, ma semplicemente perché l'uomo al centro, nonostante 3 ampezzani là intorno, è stato comunque lasciato troppo libero e ha avuto l'occasione di tirare. Attenzione alla ripartenza del Bregenzervald col secondo blocco fatto di 2 giovani molto interessanti che sono Metzler alla sua ottima stagione quest'anno, già una quindicina di punti classe 2000, e poi con Kandemir sul ghiaccio. Ecco proprio Metzler, riconoscibile per la folta capigliatura, modi Jager, e anche il numero sulla maglia ovviamente non smentisce le sue passioni hockeyistiche verso il super atleta ceco. Giocati 8 minuti, occasione ancora per parata, rimane il rebound lì. Poschl dietro la gabbia, mette un disco al centro molto interessante, altra occasione per il Bregenzervald. Cortina un po' passivo qui in fase difensiva con la sua seconda linea, non riesce assolutamente ad arrivare, anzi la terza, non riesce ad arrivare al possesso del pacco, la sta soffrendo più delle altre, è sicuramente la terza ampezzana. Zonia Cedelli, suggerimento verso Vainonen, pressing e forechecking piuttosto alto degli austriaci, e terza linea decisamente sorpresa in più di un'occasione. Poco fa bella azione di Pöschel, salta netto Sanna e invece di girare col disco dietro la porta lo finta e basta, poi lascia il disco al centro, tiro ancora bravo Marco De Filippo. Qui c'era una bella occasione sulla stecca di Larker, che però non è andato a infierire con forza. Buon suggerimento di Mazza Inercelli, non raccolto da De Zana, però raccolto da Sanna dietro la porta. Lo scambio adesso con il tiro di Sanna, era Vainonen che si era proiettato nell'angolo. Liberano gli austriaci, ma non in maniera erronea, si va a cambiare sul ghiaccio da entrambe le parti. La quarta del Cortina rischia con un passaggio killer qui Larker, e ancora Marco De Filippo con un po' di fortuna a salvare, ma il passaggio da bollino rosso di Emanuele Larker, il diagonale dall'angolo, cosa da non fare neanche nell'Under 12 qui. Rivediamo nel replay l'erroraccio di Emanuele Larker che regala l'occasione d'oro al Bregenzervald, vanificata da Marco De Filippo. C'è poco da aggiungere, sbagliato tutto, sbagliata l'idea, sbagliata l'esecuzione, sbagliati i tempi, la forza. Queste sono cose da non fare assolutamente. Non era pressato, il ragazzo deve stare calmo, gestire il disco e uscire sul suo lato, non andare a cercare il compagno dall'altra parte del ghiaccio. Sì, erroraccio questo, per fortuna è andata bene, quindi si continua a giocare all'Olimpico sullo 0-0, trascorsi 10 minuti, se ne va via abbastanza velocemente questa partita con poche interruzioni, nessuna penalità finora, occasioni, direi quasi Mario, se da essere sinceri, quasi più per il Bregenzervald in questa fase di match. Sì, è quello che volevo dire, De Filippo è sicuramente stato impegnato più del portiere austriaco. C'è un cambio, non in corso d'opera, ma semplicemente del quale non ci siamo accorti nel pre-partita. Il primo portiere non è Bex, ma dovrebbe essere il croato. Io avevo dato Bex, confermami sì, ti questa confermo Mario. indiscrezione. Sì, bravo Mario, per l'appunto abbiamo il ragazzo croato Carlos che si chiama Skets, e al momento, a parte un'uscita un po' avventurosa dei primi istanti di partita, non è stato quasi per nulla impegnato.
Ben per lui, perché dall'altra parte c'è Marco Di Filippo, il numero 1 Pezzano, inquadrato dalle nostre telecamere, che è ben stato sotto pressione per questi primi 10 minuti, soprattutto nella parte finale. Andiamo con la power break, lì nella regia per la pausa pubblicitaria, ricordando che siamo ai playoff e ancora aspettiamo la pizza di Stuzzica la Voglia. Mario, quindi un altro invito a Stuzzica la Voglia, ma un invito che va a tutti voi, perché abbiamo... ordinata e mangiata. Qui, corna facendo, ogni occasione può essere l'ultima, caro Corrado, quindi chi ha orecchie Esatto. per intendere, intenda. Torniamo live anche su hockeycortina.it, ancora discussioni tra l'allenatore Cazzola per effettivamente rivedere questo inizio di partita del Cortina, che non è brillante. Tanti errori, l'ultimo quello di Larker, forse quello più evidente, senza il forse ovviamente l'errore che poteva costare veramente caro, ma un inizio di partita alquanto contratto da parte di Ampezzani, che non hanno la brillantezza delle ultime partite, degli inizi partita, delle ultime sfide di regular season. C'è da dire che l'avversario è arrivato bello pronto a sfruttare tutti gli errori del Cortina. Vediamo la ripartenza adesso del primo fatale blocco delle Ampezzani. C'è il Pietonino, si allarga, c'è un fischio per un fuorigioco. Peccato, errore del passaggio di Mike Cazzola di pochi centimetri, e fuorigioco arrivato veramente per pochissimo. Comunque anch'io sottolineo che l'atteggiamento del Bregenzerwald è assolutamente quello giusto, quindi demeriti Ampezzani per magari un inizio di partita non proprio brillantissimo. Forse c'è ancora la pressione da scrollarsi di dosso, perché ripeto, quando arrivi quinto e affronti la 12ª, hai solo da perdere, non hai nulla da guadagnare. Al contrario, invece, l'atteggiamento del Bregenzerwald è quello giusto. Sono entrati sul ghiaccio fastidiosi, pattinando, cattivi, e quindi bisogna stare attenti. Ricordiamo anche ovviamente la composizione del quartetto arbitrale, per dare conferma, appunto, come anche nei playoff ci saranno gli assetti nazionali ovviamente a dirigere i match, quindi questa sera presenti come capi abiti sono il signor Alex Lazzari, Federico Giacomozzi, i linesmen sono Andrea Carritto e Davide Mantovani. Torniamo live dall'Olimpico, 8:50 al termine della frazione iniziale. Pietro Niro cerca il primo palo, non lo trova, era Phil. Bravo il portiere qui sloveno a chiudersi, angolo difficile da trovare per il numero 37 Ampezzano, che è un grande marcatore, ma non da quella porzione di campo, bensì dalla linea blu. Eh sì, e comunque almeno i primi due squilli dalle parti del portiere austriaco sono arrivati, gli abbiamo sporcato il guantone, il croato Sketz, ricordiamo. Adami vince il face-off, lo scarico dietro per Enrico Larker, non raccoglie, un passaggio difficile comunque Luca Barnabò, lavora qui Adami contro l'avversario, riesce a uscire indenne ma non è molto assecondato dai suoi compagni, Tommaso verrà a perdere equilibrio, non riesce a dare proprio supporto al capitano, però fa un forecheck che diventa quasi positivo in zona neutra. Hanno un po' fortuna qui gli austriaci, che riescono a buttare il disco dalle parti del Filippo, che è veloce e lesto a rimettere il disco in gioco. Enrico Larkin, che qui rischia moltissimo con un passaggio per un disco che rimane in zona, arriva un tiro, deviazione, non so se di Enrico Larkin o dell'attaccante austriaco, Pac che si alza veramente di poco sopra la traversa, Vainonen a lavorare su Metzler. Adami un po' in difficoltà qui il Cortina, con un cambio piuttosto lungo, perché è costretta la seconda linea a rimanere sul ghiaccio, perché intanto i ragazzi austriaci hanno cambiato, sono arrivati con grande forza e intensità, perché erano uomini freschi quelli del terzo blocco. Eh sì, e infatti Vainonen in ritardo di un mezzo metro ha lasciato l'uomo solo di nuovo. Anche prima Enrico Larker cerca il compagno dall'altra parte, disco intercettato. Cortina che sta ancora facendo troppa fatica a trovare le uscite dalla zona pulite. Attenzione, perché adesso c'è la prima linea del Bregenzerwald contro la quarta Ampezzana, perché ancora il coach finlandese del Bregenzerwald non ha dato fiducia ai suoi uomini del quarto blocco. Giustamente si gioca fuori casa, bisogna riuscire a chiudere i tempi, riuscire a dare ritmo al match, giocare con gli uomini migliori, senza nulla togliere ovviamente agli uomini della quarta dei leoni, anzi delle tigri nero-verdi del Vorarlberg. Emanuele Larcher dietro la gabbia di Marco De Filippo, passaggio per Sanna, passaggio corretto molto bene da Daniele Strelli, largo, lungo, forse un po' troppo lungo per Ronny De Zanna, non c'è icing, si gioca,
va a prendersi il disco ancora il numero 60 Pezzano nell'angolo, cerca un delay, viene atterrato, c'è la penalità, la prima power play di Cortina, Marco De Filippo deve prenderla via della panchina per lasciare giocare l'extra player, poi Zaniacelli è chiuso nell'angolo, non può far nulla, il disco viene toccato dagli austriaci e arriva il primo power play di questo pre-playoff, gara 1, sabato sera, sabato 20 marzo. Eh sì, bellissima azione di Noah Zardini Lacedelli, che prima non è precisissimo nel cercare Ronny De Zanna di pochi centimetri, poi va a riprendersi il disco, copre bene con il proprio fisico dall'arrivo del difensore austriaco che lo carica da dietro, primi 2 minuti in favore del Cortina e primo special team chiaramente sul ghiaccio, che in poche parole è la prima linea al completo. Esattamente, rimane proprio quella anche più efficiente in power play ovviamente degli ampezzani, quella più affidabile, un power play che ha sempre dato buoni segni, soprattutto nel suo primo special team, con le conclusioni di Pietro Niro dalla Blu e le magie di Cazzola in cabina di regia. Vediamo se anche se questo inizio match circola bene il diamante ampezzano. Giftopoulos, il tiro di Chad Pietoniro strozzato dallo slot, riesce, bravo Chad, a tenere il disco vivo nel terzo, ancora per Cazzola sulla Blu. Cordiano potrebbe scaricare, preferisce trovare Mike Cazzola largo, Cazzola il tiro e Cazzola, tiro sopra l'incrocio, forse deviato. Mario, hai visto meglio di me? Deviato sicuramente, disco alto, credo il guantone del portiere, anche gli arbitri hanno fatto il chiaro gesto della deviazione, rivediamo nel replay. Tocca Scherz, quindi il disco che era destinato a finire sul incrocio dei pari alla sinistra del portiere sloveno. 6.46 al termine, 1.30 ancora di power per i Pezzani, ancora primo special team sul ghiaccio, ovviamente credo che giocheranno parte quasi integrale di questa prima sfida numerica i ragazzi della prima selezione per l'uomo in più da parte di Maachka, ovviamente, perché si cerca di sbloccare il risultato in questo inizio di partita che non ha ancora ritmi altissimi, quindi le fatiche sono ancora piuttosto contenute. Cazzola sulla Blu per Cordiano, per Phil Pietroniro che non può agire di prima intenzione. Cordiano, buona, si mette bene però la scatola, molto disciplinata, la scatola del Bregenzerwald, è scarsa o meno o poco rapida la circolazione del disco da parte di Ampezzani. Qui si apre un varco, qui bisogna disarcionare la scatola, ci sono le proteste. Cordiano chiuso, Phil Pietroniro rischia molto qui con Cazzola, disco al centro, non raccoglie Chad, Phil Pietroniro prova conclusione, ancora alto, disco che prende il ribalzo in balaustra e finisce fuori. Cazzola rimane sul ghiaccio, infatti cambiano solo i difensori dello special team, forse cambia anche Chad Pietroniro adesso. Cazzola rimane in cabina di regia di questo special team, forse andrà a cambiare ora. Zaniacelli è costretto a tornare sulle sue posizioni per la ripartenza, lo scarico per Vainonen, si aspettano ovviamente il nuovo assetto dello special team ampezzano, riparte proprio al numero 60, lo scambio con Adami al limite del fuorigioco, l'ingresso in zona però è riuscito, anzi no, c'è un braccio alzato, quindi gli ampezzani devono uscire dal ghiaccio, ha un po' anticipato Noah l'ingresso in zona, un po' Adami anche lento nell'andare a approfondire la manovra offensiva del Cortina. Eh sì, anche qui il secondo special team ha aspettato qualche istante di troppo per entrare nel terzo, svanito il power play, mancano gli ultimissimi secondi, invece prima 3 occasioni una dopo l'altra, in particolare il tiro di Phil Pietroniro dalla sua zolla preferita è uscito veramente di pochissimo. Disco al centro qui, Breghenze ovviamente subendo il power per Pezzano che non ha prodotto nulla di incredibile, diciamo così. Non si è più affacciato dalle parti di Marco De Filippo, ancora un errore di precisione qui nell'uscita di zona, occasionissima, arriva una grandissima parata di Marco De Filippo, ma che dormita generale del Cortina, prima lungo la balaustra da parte di Ronny De Zanna e poi lasciato libero di fare quello che voleva il giocatore austriaco nello slot. Solo Marco De Filippo ha potuto fermare questa grandissima occasione per gli ospiti. Altro regalo da non fare in questo caso di Mikko Vainonen, lascia un 2 contro 1, se non addirittura un 3 contro 1. Magistrale Marco De Filippo, veramente ci sta tenendo a galla come gli riesce praticamente quasi sempre. Altra però occasionissima difesa ampezzana che deve scendere sul ghiaccio perché le occasioni che stanno avendo i nostri avversari iniziano a essere un po' troppe. Sì, stiamo regalando troppo, a forza di regalare prima o poi arriva anche la punizione, questo è inevitabile. Cortina deve cambiare regime, sarà difficile che lo faccia in questo primo tempo. Mancano 4 minuti e c'è ovviamente da rivedere un po' dell'assetto del Cortina, ma soprattutto quello che è la mentalità degli ampezzani che sono partiti, come ricordava Mario, con troppa pressione sulle spalle. Infatti si può notare dalla
tanti errori, ma qui nasce un'occasione per Ampezzani, Phil Pietroniro non cerca Giftopoulos, prova ad andarsene da solo qui, ancora Phil a conquistarsi il disco con forza e coraggio, ma attenzione al break ancora degli austriaci, chiusi bene, c'è il buon tandem, la buona azione personale, chiude qui molto bene Max Cordiano, disco al centro, fortunato ancora in Cortina che nello slot tra Marco De Filippo, un po' di fortuna e qualche recupero un pochino improvvisato, insomma alla fine riesce a mantenere lo score degli avversari sullo 0, si apre un'altra occasione per Adami, la conclusione sulle gambe di Barnabò, partita che si sta animando in questi ultimi minuti, ma chiaro, Cortina ha trovato qualche occasione, non ancora nitidissima. Occasioni da una parte e dall'altra, più dalla parte austriaca purtroppo. Anche poco fa bravo Cordiano in fase difensiva, ma molto meno bravo Phil Pietroniro che si fa saltare troppo facilmente col disco sotto le gambe. Chiaramente è saltato un difensore, per forza si aprono dei 2 contro 1, ancora Marco De Filippo a metterci una pezza e ancora poi Max Cordiano in soccorso del suo compagno di questa sera. C'è un icing fischiato agli austriaci che si lamentano un pochino, non ho visto bene quanto effettivamente fosse giusta la decisione arbitrale, noi ovviamente non alziamo nessun dubbio, visto che va bene al Cortina in questo caso giocarsi l'ingaggio dall'altra parte, 2:40 dalla fine. Quello che c'è di buono, Mario, che il risultato è ancora sullo 0-0, soprattutto che Cortina non abbia subito reti, perché in effetti la squadra che meriterebbe di più in questa prima frazione, siamo ovviamente onesti, è la squadra ospite, perché il Cortina non è il Cortina che conosciamo. No, siamo ancora 0-0 grazie più che altro a un monumentale Marco De Filippo, veramente in almeno 3 occasioni parate di altissimo livello. Devono aiutarlo i compagni di difesa. Abbiamo riuscito adesso Marco Sanna, vediamo se la terza linea torna su uno standard di livello a cui ci eravamo abituati nelle ultime partite. Questo inizio partita ha sofferto un pochino troppo, sicuramente la terza linea, ma un po' tutta la squadra non ha fatto registrare grandi cose. Qui ancora errore di Enrico Larcher che regala un disco agli avversari per un altro turnover, questo meno grave di quello precedente, però insomma alla fine ha regalato il disco in zona neutra su un'opzione centrale a quanto che va comunque a creare un pericolo agli avversari e a spezzare l'iniziativa di una ripartenza con 3 uomini avanti, già quasi oltre la neutra di metà campo. È certo che poi devono frenare e fare uno scatto comunque in fase difensiva. Il problema di questi errori gravi è che sono senza alcuna pressione da parte degli avversari, quindi Emanuele Larcher in questo caso avrebbe tutto il tempo di ragionare e fare la scelta giusta. Bravo Faloppa qui, la bella conclusione prima, poi va a chiudere anche in balaustra, buona prestazione del 72 Pezzano che qui però si smettisce un attimo, non va a prendere un disco facile da raccogliere, poi regala ancora il possesso agli avversari, bisogna tenere i pat, bisogna sbagliare meno, siamo superiori al Bregenzervall con tutto rispetto per gli austriaci, ma in questo primo tempo potremmo dire il contrario, visto la prestazione del Cortina non lucida. E invece dall'altra parte c'è una squadra concreta che ha sbagliato poco, gioca il suo hockey semplice, si affida a tante situazioni, per fortuna che di fronte agli avanti nero-verdi c'è un Marco De Filippo versione playoff, così, versione playoff che per Marco è una versione dagli standard elevatissimi. Vediamo la ripartenza nel replay, fa tutto il campo da solo, arriva alla conclusione anche da una zona abbastanza pericolosa, un po' lontana dallo slot, ma si è fatto dalla blu ai baffi dello slot centrali in maniera solitaria il giocatore austriaco. Anche questo una cosa da rivedere da parte di Ampezzani, ingaggio vinto ma poi disco regalato ancora agli ospiti. Ban, attenzione a questa linea soprattutto, Ban, Lipsberg adesso a giocare il disco in balaustra, anzi Poschmann proprio con il 27enne figlio d'arte Daniel Ban, una famiglia di giocatori di hockey. È stato uno dei primi in Ice Hockey League a regalarci un gol. Arriva la penalità qui per una stupidaggine da parte di Giftopoulos che rischia moltissimo qui poi nel fight. Non deve cadere in queste cose Giftopoulos, non l'abbiamo mai visto fare in stagione regolare. Speriamo che non ci siano penalità eccessive ai suoi danni.
rimane a terra il giocatore. Allora, mettiamo un po' d'ordine. Il fallo di Giftopoulos era nettissimo, boarding praticamente, ancora a terra il giocatore austriaco. Non so se per il colpo alla balaustra Vediamo nel replay. o per la rissa successiva. Questi sono 2 minuti grandi come una casa. Dopodiché è arrivato in soccorso un austriaco a cercare il contatto fisico con Remy Giftopoulos, che non ha messo giù la stecca, non ha messo giù i guantoni, quindi comunque è iniziata una rissa non troppo regolare, e poi sono arrivati anche tutti i vari compagni degli altri, ed è successo un po' un bel pandemonio. Non credo che si risolverà con soli 2 minuti. Stiamo a vedere cosa andranno a giudicare gli arbitri. Intanto anche il giocatore austriaco deve essere accompagnato fuori dai suoi compagni per l'assistenza dei paramedici. Speriamo nulla di grave per riesce a scorgere il numero sulla maglia, Mario. C'è un 9, forse è il 49. Dobbiamo Ma andare a quale potrebbe essere? Potrebbe essere non lo Felix so. Formurn, il giocatore infortunato che ha subito il boarding da parte di Giftopoulos. Mai visto Giftopoulos andare a caricare in balaustra, No, né regolarmente né regolarmente. ma poi io sono d'accordissimo che siamo ai playoff e quindi qualcosa è concesso e bisogna usare il fisico, chiudere le cariche e tutto quello che vuoi, ma questo è un fallo talmente evidente, talmente in ritardo, talmente inutile, che è ovvio che poi scateni anche le reazioni dei vari compagni. In difesa di Giftopoulos è arrivato Vainonen, che è uno dei pochi insieme a Mike Zanatta a potersi permettere anche determinati scontri fisici. Dall'altra parte capisco anche il nervosismo austriaco, perché effettivamente il fallo era inutile. Inutile e anche pericoloso, come È ricordiamo, pericoloso, il è falso del Bologna. pericoloso. Infatti ne ha subito il giocatore austriaco, anche perché la partita finora, per quanto sia un playoff, è corsa via piuttosto liscia sotto l'aspetto disciplinare. Nessun fallo, solo una penalità, quella ai danni del Bregenzerwald, su un fallo, sempre un boarding ma molto diverso, molto leggero, quasi fiscale la decisione sul fallo su Noah Zardini e Arcedelli. Questo è evidente, scatena quello che potrebbe essere un segnale, che speriamo non lo sia e non si evidenzi per il resto della partita, un po' di frustrazione qui da parte di Giftopoulos. Non lo so, perché poi è arrivata anche la reazione con stecca in mano e guanti, che sappiamo che non è una cosa molto piacevole e che gli arbitri tendono a punire, quindi vediamo adesso. Sicuramente ci sono 2 minuti anche per Chad Pietroniro, Lo vedi arrivare in panca puniti? che sta arrivando in panca puniti, Esatto, del primo. ed è uno. Sicuramente ci saranno i 2 minuti per Remy Giftopoulos, che era già tranquillamente Era già accomodato in panca puniti. Da tifoso ovviamente mi auguro, Perfetto. mi auguro che diano solo 2 minuti, ma Il replay ci non lo ripropone so. il fallo, sia il boarding, lo guardiamo, Sì, ma parte in ritardo, giocatore in anticipo, un po' già aveva perso l'equilibrio, però è evidente la spinta da sì, Tergo ma che sul fallo non c'è dubbio. Poi un po' arriva l'austriaco a vendicarsi, un po' la reazione di Giftopoulos è anche abbastanza plateale. plateale, e da lì è nato un bel parapiglia. Se non sbaglio, un giocatore per parte per quanto riguarda le risse, e 2 minuti invece chiarissimi a Remy Giftopoulos, quindi credo che si giocherà in 5 contro 4 e i due giocatori fuori per rissa dovrebbero rientrare a gioco fermo. Ci è andata bene, Mario, Così la secondo te? leggo io, e onestamente avrei andata firmato per questa soluzione, sì. 45 secondi al termine, tutto questo accade proprio al termine del primo periodo, con un Cortina sullo 0 e un Bregenzerwald anche con 0 marcature segnate, ma chi è la squadra che ha avuto più occasioni e anche forse le occasioni più importanti in questi primi 20 minuti è stata sicuramente la squadra ospite in questa gara 1 di pre-playoff al Hockey League, alla sua quinta stagione. Bregenzerwald 12esimo, distanziato di 19 punti dal Cortina, quinto in regular season, ma questo abbiamo detto e non lo ripeteremo più, non vuol dire più nulla in una gara di playoff. Power play, lo seguiamo negli ultimi secondi di questo periodo, sbaglia, ma sbaglia anche il giocatore ampezzano che non riesce a controllare Cazzola. Rayamaki prova la conclusione, per lui 2 gol qui nell'ultima partita di regular season all'Olimpico per il finlandese Rayamaki sul 4-3 ampezzano, se non ricordo male, 5-4 di circa una settimana fa. 8 secondi al termine, ingaggio molto importante da vincere per uno specialista come Mike Cazzola. Disco al centro subito gettato dal face-off in maniera provvidenziale dal centro, dall'uomo che ha affrontato
ed è Schlegel che gioca bene l'ingaggio e lo suggerisce subito il pack verso il centro. 4 secondi, vediamo se sarà in grado di ripetere il bel gesto tecnico. Ci riprova, è più bravo Cazzola, però disco attivo, arriva la sirena. Se ne va qua un primo tempo per hockeycortina.it, ricordiamo il risultato 0-0, occasioni più per i Bregenzer, un po' meno per il Cortina, non un Cortina brillante, ci aspettiamo di vedere tutt'altra squadra nel secondo tempo. Eh sì, dico solamente migliore in campo Marco De Filippo, quindi questa è la fotografia un po' del primo tempo, Bregenzerwald più pericoloso e Cortina con ancora troppi errori individuali e troppo morbido in fase difensiva. Noi ci aspettiamo di vedere un Cortina decisamente diverso nel secondo tempo. Era forse da aspettarsi la partenza dell'underdog, termine un pochino abusato ultimamente, ma che significa la squadra diciamo con meno chance, la squadra che parte ovviamente con meno probabilità, ovviamente quello è Bregenzerwald, e Cortina deve entrare in partita, deve scaricarsi di dosso questa pressione diciamo che c'è della squadra, che è quella destinata, almeno secondo i pronostici, secondo quanto fatto nel campionato, ad andare avanti nella serie, ma non è detto, perché appunto siamo sullo 0-0 e i migliori sul ghiaccio sono stati gli austriaci in questi primi 20 minuti. Eh sì, hai detto tutto tu, il Cortina deve cambiare atteggiamento, deve essere meno nervoso, deve essere consapevole della propria forza e comunque sottolineo anche che non so il Bregenzerwald quanto potrà mantenere questo ritmo con comunque 3 linee a referto che stanno girando regolarmente. Anche il fatto di avere una linea in più potrebbe nel corso della partita favorirci. Noi ci sentiamo tra circa 15 minuti per hockeycortina.it per lo streaming sul sito della Sportivi Ghiaccio Afro Cortina. Rimaniamo ancora un paio di minuti sulle frequenze di Radio Cortina per i nostri radioascoltatori. Erlina alla regia. Sono le 20:48, la rinnovata buonasera dallo Stadio Olimpico del Ghiaccio, gara 1 di playoff verso questa fine di stagione di Alps Hockey League, ma la fine è ancora veramente lontana perché si parla di gara 7 di finale il 1° o il 2 di maggio, giusto Mario? A cui diamo ovviamente la buonasera, salutiamo anche i nostri operatori, tra cui Ezio Pizzolotto qui accanto a noi, rivediamo anche diversi giocatori, ex giocatori, Cristian Menardi, Jacopo Bernali, vicepresidente. Ma Mario, un primo tempo che se ne va così, cosa può essere cambiato in questa pausa? Cosa può aver detto secondo te Ivo Macca alla squadra? Non ne ho la più pallida idea, però posso Bene. dirti quello Fa che molto avrei piacere. detto io. No? Io più che altro avrei messo calma ai giocatori, quindi senza urlare, senza arrabbiarsi, avrei detto ragazzi bisogna giocare con molta più tranquillità, è chiaro che i dischi scottano un po' di più che in regular season, però se giocate come sapete, ripeto, io avrei detto, siamo superiori al Bregenzerwald e quindi tornate sul ghiaccio e dimostratelo.
Sì, bisogna essere più concreti, più aggressivi e l'aggressività, la concentrazione farà anche limitare i danni e gli errori che abbiamo fatto subendo la pressione del Bregenzer, anche perché abbiamo regalato molto ghiaccio alla squadra avversaria, sia in zona neutra che in zona offensiva, quindi bisogna stare molto attenti. Io credo che il Cortina, non dico stravolgerà l'inizio di questo match un po' passivo e poco brillante, però ovviamente non può continuare a giocare così. Una squadra che conosciamo bene ha nelle sue corde grandi possibilità di fare molto meglio, visto il periodo eccezionale che ha avuto proprio all'approccio di questi pre-playoff. Eh sì, comunque io rinnovo i miei complimenti al Bregenzerwald perché hanno avuto un bel atteggiamento dall'inizio. E piccola curiosità, caro Luca, delle 8 squadre impegnate questa sera nel pre-playoff, nessuna delle favorite da classifica, chiamiamole così, al momento è in Bravo vantaggio. Mario, dacci subito un aggiornamento dagli altri A, campi. no, scusate, a Salisburgo, alla fine del secondo tempo, il Vipiteno è in vantaggio addirittura per 2-0. A Renon, fine primo tempo, perché è partita in contemporanea con questa di Cortina, il Renon era in vantaggio 2-0, ma si è fatto rimontare sul 2-2 dal Lustenau. E a Feldkirch il Gardena è in vantaggio per 3-2. Perfetto, noi ci siamo quasi qui all'Olimpico per l'ingaggio iniziale della seconda frazione, un Cortina che inizierà ancora in 4 questo secondo periodo contro i 5 giocatori austriaci della squadra avversaria, che sui vostri monitor su cortina.it, afrocortina.it, li vedete in maglia bianca e giocheranno dalla destra verso la sinistra dei vostri teleschermi, ovviamente il contrario, in maglia blu e casco bianco, gli ampezzani. È quasi tutto pronto all'Olimpico, ancora 1,15 da scontare per Remy Giftopoulos nella panca dei cattivi per il fallo di boarding che ha prolungato così il finale della prima frazione. Ingaggio vinto la Cazzola, questo era fondamentale, e quando c'è da chiedere qualcosa di importante al numero 13 questo avviene matematicamente. C'è un delay of game adesso con un disco di Vainonen buttato. Vainonen a No, Pietroniro. Phil Pietroniro che tira direttamente fuori dal ghiaccio un disco che chiaramente doveva rimanere in zona terzo difensivo austriaco. Altro errore madornale, e per un minuto giocheremo addirittura in 5 contro 3. Quindi ingaggio vinto da Cazzola, disco all'indietro a Phil Pietroniro, che ha spedito direttamente senza nessuna deviazione il disco nelle vuote tribune dell'Olimpico. Ingaggio vinto ma tutto da rifare, ingaggio vinto dalla Bregenza, va bene la Cortina, che è tutto da rifare perché poteva già schierarsi molto in maniera importante il 5 contro 3 austriaco. Anche qui sarà fondamentale vincere il face-off da parte di Bombadami. 1-0-6, passato solo un secondo, ancora ingaggio perso. Metzler sulla blu, lo scarico, ancora il giovane Metzler, per lui il pack, il numero 68, cerca il corridoio centrale, arriva alla conclusione sul corpo di Adami, ottimo il block shot, meno buono il controllo sulla blu da parte del giocatore austriaco, anche l'ingresso in zona un po' deficitario, chiama l'offside Adami, ma si continua a giocare all'Olimpico. Vainen prova a liberare, attenzione, c'è uno scarico, c'è un giocatore libero nello slot, non ne approfitta la squadra austriaca. Disco al centro qui, non raccolto da parte di Ban, se non vado errato. Ancora Metzler, largo per Blisberg, sulla conclusione il contatto perso, qua errore tecnico da parte del difensore austriaco, che prova a rimettere in gioco i suoi perché si gioca ancora 20 secondi, 5-3, si apre il terzetto Pezzano. Metzler sbaglia ancora il controllo, sbaglia anche però Cazzola qui, non era facile. Il possesso ancora sulle stecche delle Tigri Nero-Verdi del Vorarlberg, che hanno un po' di difficoltà. Il Cortina è anche fortunato perché tanti tiri e tante indecisioni di controllo hanno giocato a loro favore, però non è finita qui. Adesso c'è la bella occasione, ancora un block shot, rientra Giftopoulos finalmente dalla panca dei cattivi e deve andare adesso a mettere presenza nel terzo Ampezzano. Lo fa con Cazzola per un break, se ne va Cazzola, mai Cazzola contro il portiere Schech, Cazzola con rovescio del bastone, non riesce ad infierire in penalty killing, per quello sarebbe stato il short-handed goal, niente da fare. Che peccato Luca. Allora abbiamo resistito bene in 3, secondo me, per un lavoro pazzesco in senso positivo di Francesco Adami, prima con un block shot molto doloroso sulla caviglia e poi comunque con un altro ottimo lavoro di stecca e con il fisico. Cambio di Adami,
Torna sul ghiaccio Giftopoulos, poteva essere il vantaggio ampezzano perché Mike Cazzola si era involato in un 1 contro 0, peccato, occasionissima. Ma Cazzola ci ha creduto un po' meno Giftopoulos, poteva essere anzi doveva essere il partner per questo break dei Ampezzani. Ha dovuto fare tutto da solo Mike Cazzola, è stato un po' recuperato, è stato bravo anche il portiere austriaco a non cadere nella finta. Attenzione, qui si crea un'occasionissima Ampezzani, Adami al centro, non raccoglie, non arriva il disco a destinazione sulla stecca di De Zanna, passaggio sulla blu per un Zanatta un pochino disattento, deve andare a recuperare il rientrante Mike Zanatta che è ancora dolorante, quindi ha questa attenuante di non essere proprio in una splendida condizione di forma, anche perché evidentemente si è allenato pochissimo nelle ultime 2 settimane il numero 58 Ampezzano. Si è allenato pochissimo, in più c'è certezza. Regalo qui sulla blu per un'altra occasione per il Bregenzervald. Barnabò può recuperare, allontana il disco fuori dal rettangolo ghiacciato, ma c'è un tocco della balaustra, quindi chiaramente niente minuti. Dicevo Mike Zanatta, c'è certezza che quella spalla fa ancora male, quindi non è al 100%. Ancora Adami poco fa, tra i migliori comunque sul ghiaccio da capitano, sta cercando di suonare la carica, prima cerca Ronny De Zanna in mezzo, poi va a riprendersi il disco e cerca Mike Zanatta sulla blu. Il Cortina dà qualche segno di risveglio e soprattutto siamo sopravvissuti a un minuto intero in 5 contro 3, cosa da non buttare via. C'è uno switch tra le linee, Ivo Masca butta la quarta sul ghiaccio contro la terza del Bregenzervald, vediamo se la terza ampezzana andrà poi a incontrarsi, come probabilmente sarà contro la prima del Bregenzervald, visto che il Cortina gira ancora 4, almeno fino a questo momento. Cortina rischia un po' qui per un disco tenuto dentro da Hippa, arriva la conclusione del traffico, pericolo. Enrico Larcher, bravo qui con maestria, porta fuori il disco per Alessandro Zanatta che deve andare di velocità con un dump, anzi è Faloppa. Arriva al suo soccorso anche Alessandro Zanatta, un po' in ritardo sulla carica, escono ancora piuttosto puliti Raya Macchi e compagni, disco buttato dentro dal Finnico, ferma con il bastone Marco De Filippo la ripartenza per un passaggio che arriva sulla stecca di Faloppa, deve fare un lavoro intelligente qui Faloppa, tenere il possesso perché è veramente da solo. È bravo, Faloppa, arriva alla conclusione, Faloppa la deviazione sotto porta. Sta giocando un ottimo incontro il numero 72 Ampezzano, vivo su tutti i dischi. Il break d'altra parte per un match che forse dà l'illusione di un Cortina migliore, però rimane ancora su livelli di equilibrio e molti errori in zona neutra, anche qui regalo e poi regalo anche da parte del Bregenzervald che non gestisce bene, quello poteva essere un'azione molto interessante. Qui altro erroraccio, in questo caso da parte di Cordiano, l'occasione, il tiro smorzato proprio dall'uomo di Saronno, arriva Giftopoulos a prendersi il disco, lo allontana senza troppa cura ma fa un buon lavoro qui, il break con Cazzola e Sanna, Cazzola all'ingresso in zona, il tandem, anzi no, suggerimento verso Giftopoulos al giro la gabbia, mette un disco al centro per nessuno, si gira Pietronino sul corpo di un giocatore austriaco, Cazzola cerca l'incrocio dei pali, trova solo la balaustra e arriva anche il fischio arbitrale per un disco che si è impennato, ha trovato le reti di protezione. Allora mettiamo un po' d'ordine, prima bella occasione per il Cortina con deviazione di Davide Faloppa, uscita veramente di pochissimi centimetri, lo stesso Davide Faloppa era stato trovato benissimo in questo caso da Phil Pietroniro con un passaggio lungo tutto il campo. Gli errori ampezzani però continuano a esserci e continuano a dare al Bregenzervald la possibilità di qualche ripartenza e poi nell'ultimo minuto, negli ultimi 30 secondi Cazzola e Giftopoulos hanno avuto la possibilità di far male al portiere croato ospite. Pilgram fa ripartire la manovra offensiva di austriaci, chiude Barnabò molto bene qui Balaustra con l'aiuto di Adami che fa ripartire la manovra ampezzana. Tommaso Alverà, il passaggio troppo alto qui per essere raccolto proprio da Adami che sta uscendo effettivamente dal terzo. Ha cambiato sicuramente le intenzioni il Cortina sul ghiaccio, il prodotto non è ancora dei migliori perché ancora tanti regalini. Un Cortina più deciso, più tonico, però Bregenzervald è ancora molto presente sul ghiaccio dell'Olimpico. Siamo solo all'inizio del secondo tempo. Qui è una buona occasione di ripartenza, non ha molte scelte qui Larcher e poi esagera un po' troppo nel suggerire, regala un break, la parata di Marco De Filippo. Ancora troppi regali però in zona neutra per gli avversari che vanno sempre comunque ad essere pericolosi dalle parti di Marco De Filippo. Sì, però facciamo le cose bene a metà e quindi se siamo in posizione, se riusciamo a intercettare il passaggio, poi sbagliamo noi quello per il nostro compagno, anche in questo caso uscita di Enrico Larcher che cerca in maniera un po' complicata il
il centro non ho visto chi era, però ancora disco regalato agli austriaci, e da una possibile uscita nostra si passa nel giro di pochi istanti a un 2 contro 1 austriaco. Ancora bravo col gambale Marco De Filippo. Vediamo per la prima volta sul ghiaccio Vallazza che potrebbe forse aver preso il posto di un parzialmente deludente Emanuele Larcher con 2 errori, insomma forse ha rischiato il posto nel line-up, che dici? Io toglierei il forse, non volevo dirlo durante il primo tempo, ma era tra le mie idee molto probabili. Un brutto primo tempo di Emanuele Larcher, 2 errori veramente colossali. Non è la prima volta che il coach poi, in questo caso, avendo anche un roster molto ampio, prenda, e anche giustamente, determinate decisioni. Ryan Macchi prova ad andarsene, troppi delay, troppe finte, troppi dex, e poi va a tenersi il disco, come non contento del fatto che gli arbitri avevano fischiato un evidente fuorigioco da parte degli ospiti. Giocati 6 minuti e mezzo all'Olimpico, risultato sempre di 0-0, un po' meglio il Cortina, ma non ancora il Cortina che vogliamo, che vorremmo. No, ti dirò che il miglior Cortina l'abbiamo visto in 5 contro 3 e di quel minuto sono soddisfatto. Dopodiché qualche piccolo segnale di risveglio, ma gli errori individuali purtroppo continuano a essere troppi. Disco vinto dalla Breghenze, va sul face-off fuori dalla Blu Pezzana, portato dentro sul corpo di Cordiano. Si interrompe la traiettoria, va a recuperare ancora Cordiano, bravo nel suggerimento corto verso Moser, gioca bene qui la quarta alla ripartenza. Alessandro Zanatta per un dump angolato verso Davide Faloppa, che va, perché il suo momento prende una carica da Tergo ai limiti del regolamento. Non c'è boarding, era lontano dalla balaustra. Faloppa va giù anche un po' facilmente, però evidentemente c'era. Non lo so, io una ai spinta da Tergo. playoff sono più contento che si lasci correre Queste cose sì, questi lontane interventi dalla qua. balaustra. Non era pericoloso, non era cattivo, era lontano dalla balaustra, va benissimo così. 7 minuti trascorsi nella frazione centrale, 0-0 il risultato, tutto fermo sul tabellone. Breghenze va ancora avanti, inizia anche Breghenze a sbagliare qualcosa in fase offensiva, forse questi sono segnali che danno modo di capire che anche la squadra ospite ha dato tanto nel primo tempo per mettere così in difficoltà un Cortina decisamente sottotono. In questa seconda frazione il Cortina ha alzato un pochino il ritmo, la squadra che però sta continuando con più intensità a tirare, anche con effettivamente meno pericoli evidenti rispetto al primo tempo, sono ancora gli ospiti però. Cortina ha avuto qualche occasione in break, però il tiro deviato da Faloppa, il contropiede di Cazzola, però ancora quel Cortina che ci aspettiamo in pianta fissa nel terzo difensivo degli austriaci, andare a cercare di sbloccare questo risultato, ancora dopo 7 minuti e mezzo non c'è. Sì, quello che forse manca è proprio il gioco in 5 contro 5 costruito e creato e non arrivato per magari errori da parte degli avversari. Errori di avversari che non arrivano in fase difensiva, li abbiamo constatati in fase offensiva diversi, perché sono anche dovuti a dei limiti tecnici che ovviamente sono la differenza tra le due formazioni, ci permettiamo ovviamente di dirlo. Ma Cortina deve fare molto di più. Qui il buon check da parte del giocatore austriaco su Cazzola che stava per entrare in zona. Qui si apre una buona prospettiva per Pezzani, arriva il gol! È il gol di Chad Pietroniro! Rete, Chad Pietroniro sfrutta un'assistenza a memoria di Mike Cazzola ed è bravissimo a freddare nell'angolino sinistro basso il portiere ospite. Quindi vantaggio Ampezzano, l'assistenza di Cazzola me la sono forse inventata e forse è arrivata prima, recuperato il disco lì in mezzo, bravo Chad, freddo a prendere la mira e imbucare nell'angolino basso. 1-0 Cortina. Bravo Chad Pietroniro, qui conclusione angolata forte di polso dopo il bel gol siglato proprio a Breghenze, se non vado errato, nella partita di andata in questo finale di stagione di regular season, proprio sul terreno ghiacciato di Dorbin. Ritrova un altro gran bel gol, è quello che sblocca il risultato e noi ovviamente su questo speriamo si sblocchi anche la partita del Cortina. Le squadre saranno sicuramente più aperte e un Cortina che adesso trova un'altra occasione qui non sfruttata al meglio, però ecco il motore che si accende, quello di Mike Cazzola, regala il disco sulla Blu per Enrico Larcher, trova un corridoio, prova anche la conclusione, bel tiro di Enrico Larcher che è dotato di una buona slap shot, anzi qui era uno snapshot. Girtopoulos e finalmente per la prima volta nell'arco di questi primi quasi 30 minuti di partita vediamo un Cortina stare presente nel terzo difeso da Schetz.
Speriamo che sia proprio il gol a sbloccare anche tutti gli altri ragazzi. È la prima volta che il Cortina gestisce il disco nel terzo offensivo con così tanti uomini e così in maniera tranquilla. Speriamo che sia proprio un cambiamento di rotta di tutto il match. La serenità di trovare il vantaggio o la frustrazione di non trovarlo fino a quel momento è stata quella che ha inciso probabilmente di più sui primi 30 minuti, 29 di questa partita, dove il Cortina ha sofferto veramente molto. Il Cortina trova il gol anche in una situazione molto occasionale, anche se il gol è molto bello, di pregevole fattura da parte di Chad Pietronino con un'ottima conclusione. La ripartenza del Adami nella blu è solo, prova il tiro, Paraschez, tiro che cercava quasi esclusivamente appunto la progressione offensiva e di trovare un ingaggio in zona, però sì, c'è proprio un ingaggio in zona, Paraschez, non c'è nessuna interruzione anticipata sull'azione di un Adami che mi sembra tornato al suo solito, anzi suo alto standard di gioco, aveva tanta voglia e fame di tornare sul ghiaccio, mi sa il capitano. Sì, questa sera molto brillante Adami, tra i migliori sicuramente, qualche giorno di riposo per lui potrebbe anche avergli fatto bene, quindi siamo contenti di vederlo a questi livelli in gara 1 dei playoff, con la C di capitano sul petto. Giocatore fondamentale, soprattutto nelle sfide che contano. Adami, la sua esperienza è una garanzia per l'intero pacchetto dei 5. Il tiro di Vallazza e gol! René Vallazza trova il ghiaccio, trova la fiducia e trova anche uno dei suoi pezzi forti, il tiro della blu che regala il 2-0 a Pezzani. Siamo molto contenti per il gol del numero 17 a Pezzano. Mamma mia, sono felicissimo, ho esultato tantissimo, non abbiamo visto gol di René Vallazza, volley pazzesco sull'assistenza di Mike Zanatta che ha fintato, ha passato sulla linea blu a René che ha fatto partire un missile traffico davanti al portiere e 2-0 per il Cortina. Guarda l'hockey quanto è bello. Primo tempo disastroso di Emanuele Larcher, l'allenatore decide di fare il cambio anche per dare comunque fiducia a un roster ampio. Primo cambio, forse secondo cambio di René Vallazza, missile e 2-0 per il Cortina. Sono proprio contentissimo. Sì, condivido la tua gioia per un giocatore che è spesso fuori dalla coperta della panchina in questa stagione in maniera particolare. Con questo gol ovviamente in una gara così importante guadagna molta percentuale di fiducia nel suo coach. C'è qualcosa da dire? Gli austriaci non sono contenti di non sappiamo quale situazione, di quale scelta che non c'è stata. Il gol è arrivato in maniera regolare, pulita. Forse a lamentarsi è proprio Sketz si sta lamentando forse di una piccola deviazione dell'uomo nella sua area, ma in tutto ciò questa è una mia idea, a noi delle loro proteste non ce ne frega niente, arbitri che hanno già preso la decisione ed è 2-0 per il Cortina. René Vallazza ha raddoppiato. Come è bello l'hockey e come la partita può cambiare così da, anche se ovviamente siamo solo a metà match, ma ovviamente 2 gol di vantaggio già per gli ampezzani nei primi 30 minuti e vediamo anche il Cortina che torna pimpante sul ghiaccio, cambia tutta l'inerzia della partita, quella che era fino adesso, fino al secondo gol, forse addirittura prima del primo, a favore degli austriaci. Cambia radicalmente, ma aspettiamo ovviamente una reazione degli austriaci che non sono venuti qui a farsi una gita sulle Dolomiti, ma vengono qui per vincere questo match. Ovviamente regalo ancora dell'uscita di zona da parte del Cortina, prova a recuperare il pack adesso il numero 60 Pezzano, lo mette a disposizione di Sanna, altro regalino qui per la conclusione, doppia conclusione del Bregenzerwald. Troppo veloce qui Sanna nel cercare l'uscita rapida sul bullying d'ingaggio, rischia moltissimo il Cortina che ancora subisce per errori individuali la manovra degli avversari che mantengono adesso il pack in zona, lo fanno o ci provano a farlo circolare, ci vuole un'opposizione molto decisa qui, Pietronino, arriva anche la conclusione, doppia conclusione, Cortina in difficoltà che potrebbe ripartire adesso con Marco Sanna, Ronny De Zanna, passaggio non preciso per dare via al break, alla fine Ronny De Zanna è costretto a ributtare il pack in zona. Il cambio in effetti era parecchio lungo dopo la sofferenza, però forse si poteva gestire meglio questa situazione di ripartenza, ma è andata bene così perché Cortina su un errore individuale rischiava di compromettere il doppio vantaggio. Occasioni austriache che continuano ad arrivare su errori, prima Cordiano, poi Sanna regalano il disco agli avversari nel terzo difensivo, veramente. Bisogna limitare queste situazioni. Poi il contropiede poteva partire, ma i ragazzi erano anche stanchi da un lungo cambio. Il tiro smorzato dalla stecca di Weinen da parte di Metzler,
uno dei giocatori più efficaci in questo inizio stagione per le Tigri neroverdi del Vorarlberg. Lo scambio dietro porta, lascia circolare il disco verso Kandemir, gira largo, gioca bene adesso il Bregenzervald che non dà segno di voler anticipatamente mollare la sfida, sarebbe veramente troppo presto. E in effetti, come abbiamo detto, è una gara che regalerà ancora moltissime emozioni. Noi ci auguriamo che ne regali molti a tinte bianco-blu e meno a quelle nero-verdi degli ospiti, ma è una sfida di playoff, tutto può succedere. Il Bregenzervald sta dimostrando di essere una squadra ostica, l'ha dimostrato per 30 minuti, di essere quasi superiore al Cortina in questa prima gara 1 per quanto fatto, e invece alla fine è venuta fuori la forza dell'individualità, la forza di due tiri dalla blu praticamente, quello di Phil Pietroniro solo all'ingresso e di Vallazza proprio Chad Pietroniro e quello di Vallazza su conclusione proprio dalla linea che delimita il terzo. La ripartenza adesso di Faloppa, disco non preciso verso Moser, comunque ancora controllato dal quarto blocco, carica subita da Moser che però prova di sollevarsi, disco portato all'esterno, c'è un tocco ovviamente, non c'è delay of game e arriva anche il power break qui all'Olimpico. Per la nostra regia la possibilità di mettere la pubblicità e per noi di tornare ad avere fame, di avere appetito, di avere gola della fantastica pizza di Stuzzica la Voglia di San Vito di Cadore. Quindi Corrado, prendi appunti, prendi le pizze, prendi la macchina e vieni a trovarci allo Stadio Olimpico. Chi non fosse invece allo Stadio Olimpico vada direttamente da Stuzzica la Voglia a San Vito e ordini le proprie pizze. Torniamo live anche su hockeycortina.it, salutando anche tutti i tifosi della Bregenzervald che si stanno godendo un bel match. Purtroppo per loro la squadra ampezzana è in vantaggio. Bregenzervald ha giocato un ottimo incontro, sta giocando ancora un ottimo incontro, si sta difendendo in questa fase del match con molta attenzione, ma più che difendersi direi che sta offendendo ancora, no, anche se dopo il 2-0 forse, come abbiamo detto, l'inerzia della partita potrebbe essere cambiata, ma ad essere bravo il Cortina a mantenere alta la pressione, a giocare sull'entusiasmo, ad approfittare degli errori, perché arrivano gli errori degli austriaci, ma se non hanno la possibilità di giocare, se messi sotto pressione, gli austriaci, come tutte le squadre che arrivano da metà classifica, diciamo, devono essere ostacolate proprio sulle ripartenze. Il Cortina non ha mai fatto un forecheck in questi primi 30 minuti come ci aspettavamo o come ha fatto in partite con formazioni anche di più alto calibro in stagione regolare. Eh sì, cambia un po' sì quell'atteggiamento, cioè quanto alto vuoi andare a pressare. Cortina affamato di dischi in partite contro Lubiana, Jesenice, un po' più bruttino, un po' meno voglioso in partite contro squadre che sulla carta sono inferiori. Se l'atteggiamento è quello giusto, comunque il Cortina ha tutte le carte in regola per continuare a essere pericoloso e a far male a questo Bregenzervald. Hipa, dump, fermato il carosello dietro porta da parte di Marco De Filippo. Non deve perdere troppo tempo lì Marco, che è molto bravo tra i pali, ma ogni tanto ci lascia un pochino soffrire quando esce proprio dalla sua area di competenza. Fa un buon lavoro qui Marco De Filippo, che mi sembra, Mario, forse tu mi puoi confermare, sia cresciuto un po' nel gioco fuori dal suo specchio con il gioco di bastone. Nelle prime stagioni spesso andavamo in affanno, occasione per Bregenzervald, arriva il gol sul rebound, non è aiutato Marco De Filippo e arriva il gol per il prima marcatura del Bregenzervald che accorcia le distanze. Adesso il replay ci rifarà vedere sia il marcatore che la situazione tattica anche degli ampezzani, la conclusione di Poschl, la parata, liberissimo qui il giocatore austriaco che va a colpire, si riapre clamorosamente il match, ma forse di clamoroso c'è poco, Mario, direi anche giusto se vogliamo essere sinceri e obiettivi. Un gol per il Bregenzervald ci sta e se l'è ampiamente meritato. Sì, ci sta il gol degli austriaci, disco che esce un po' fortunosamente dall'angolo e si direziona sulla linea blu, comodo per il tiro del difensore austriaco, para Marco De Filippo con il gambale, troppo solo però il marcatore per il rebound, difesa ancora poco attenta in questo caso. Torniamo live, Enrico Larcher dopo l'azione di Zanelli Cedelli, De Zanna prova il tiro sul corpo di un avversario, rimette il disco però troppo corto per Zanelli Cedelli, ripartenza degli austriaci,
C'è un'errata Coric, Mario, ci dispiace anche dirlo, visto tutto l'entusiasmo che ha scatenato il gol, il teorico gol di Vallazza. Il gol viene dato ad Alessandro Zanatta, quindi c'è la deviazione, come quella che contestavano gli austriaci, sul tiro di René Vallazza. Arriva il gol di Alessandro Zanatta, ma ne siamo contenti ovviamente in maniera uguale. Benissimo, siamo contentissimi anche per Alessandro. La deviazione onestamente io non l'ho vista, allora le proteste però sicuramente erano per quel motivo. Quindi assist di Mike Zanatta, assist di René Vallazza, gol di Alessandro Zanatta. Poi magari avremo modo... Ciao Pietoniro, vede Giftopoulos non può sbagliare, invece sì, riesce a fallire la più importante delle occasioni in questo secondo tempo dopo il 2-0 a Pezzano. E penalità per Chad Pietroniro per colpo contro il portiere che si alza molto stizzito e costringe l'arbitro a 20 cm di distanza a fischiargli il colpo. Da un'occasione da gol si va a giocare un penalty killing adesso, regalare un power play agli avversari, le proteste di Cazzola, ma ci sta tutto, completo ritardo, il tocco di Chad Pietoniro che abbiamo constatato da inizio stagione ha questo vizietto di andare a colpire un po' in ritardo il portiere, non in maniera violenta o eccessivamente pericolosa, però sono cose da non fare, soprattutto quando sei in fase offensiva, soprattutto quando ti sei mangiato un gol, non lui nello specifico, ma Remy Giftopoulos, veramente elefantesco nel suo movimento davanti alla porta di Schez con il rovescio del bastone. Spesso ci regala soddisfazioni, ma ogni tanto, come in questo caso, veramente poteva rimettere di nuovo il Cortina avanti di 2 reti, invece regala la possibilità agli avversari. Chad Pietoniro con la sua penalità di trovare il pareggio, perché si gioca un power play austriaco qui all'Olimpico, gestito male in questo inizio di situazione. Lasciami dire, caro Luca, allora il vizietto Chad ce l'ha, però in questo caso veramente ho visto molta furbizia da parte del portiere croato ad aver visto l'arbitro là vicino e a far finta di aver subito un colpo mortale. Così non è stato, si poteva evitare, ma in tutta onestà si poteva anche evitare il fischio. Sì, tante cose si potrebbero evitare, però se andiamo a vedere proprio il regolamento, un tocco sulla mano è giustamente sanzionato. Certo. Ma volevo sottolineare che la reazione del portiere ha aiutato la decisione dell'arbitro. 4,50 al termine, power play degli austriaci sul ghiaccio olimpico, 2-1 per il Cortina, manovra in maniera un pochino raffazzonata qui i giocatori dello special team austriaco senza far girare con grande velocità il disco, ancora passaggi sbagliati, va bene al Cortina che però doveva approfittarne per andare a catturare questo pack e soprattutto stare molto attento a non scomporsi, visto che ci sono le possibilità di andare a prendersi il disco e di buttarlo fuori, ma bisogna veramente andare con cattiveria a prenderselo, non essere blandi e rapidi assolutamente. Invece il Bregenzer mantiene il possesso nel terzo, ma alla fine un altro errore di passaggio permette a Pezzani di andare a respirare a 4,14 dal termine, ancora 22 secondi di uomo in più per la squadra del Vorarlberg. 4-0-7, la ripartenza, forse ultima occasione di giocare con l'uomo in più, bello suggerimento interno dalle Machi, largo, gira la gabbia, Marco De Filippo completamente fuori dai pali. È quello che diciamo prima, Marco, fuori dai pali, ci regala sempre dei brividi il numero 1 a Pezzano. Marco De Filippo totalmente fuori dai pali e giocatore austriaco che passa dietro la porta col disco, per fortuna non è preciso nel servizio al compagno, sfuma una grandissima occasione per gli austriaci. Cortina in 5, ma ancora presidio assoluto di maglie bianche nel terzo del Cortina. Metzler ostacolato da Chad Pietoniro rientrante dalla panca dei cattivi, ancora Metzler allunga il disco adesso verso Postman, Zweiger al centro, non accoglie Fedele Faloppa, un disco che non era facile da controllare, poi lo perde su una seconda ricerca di controllo, disco al centro, ancora molti errori anche in questo secondo tempo, in questo periodo centrale favoriscono il Cortina. Bravo qui Enrico Larche con il rovescio di bastone per la ripartenza di Faloppa, che adesso deve mettere in cassaforte il disco lì, tra le sue gambe, tra il suo bastone, arriva Moser a dargli una mano, può giocare d'esperienza all'88, Faloppa riesce a uscire vincente proprio con l'ausilio del numero 88 che adesso va a prendersi il passaggio del 72, lo difende bene, Andrea Moser però è chiuso in mezzo a 3 uomini, si perdono secondi importanti per mantenere soprattutto il baricentro alto, buon lavoro della quarta linea, Andrea Moser ancora a seguire, ancora lui lungo la balaustra, alla fine Cortina fa un ottimo lavoro di pressione, può mettere fuori con difficoltà, tant'è che gli tocca giocare una volée quasi al limite dell'offside, lasciato completamente solo
su questo rimbalzo il giocatore austriaco, Mario, anche qui un pochino disattenta la linea blu ampezzana. Volée totalmente casuale, alta metri e metri sul ghiaccio, e 5 giocatori azzurri, i nostri, a guardare il disco dove sarebbe atterrato. Chiaramente questo atteggiamento non fa altro che creare altre occasioni per gli austriaci. Zipperle, disco al centro, controllo e disco dentro per il carosello dietro porta, lo va a raccogliere Vainonen, fa scivolare il disco lungo la balaustra per Charles Pietronier, suggerimento corretto verso Rico Larcher, passaggio non preciso, troppo alto per essere raccolto da Giftopoulos va in pressione, c'è la ripartenza degli austriaci, 1,42 al termine, ancora Remy, suggerimento verso Cazzola, un po' troppo lungo, bravo a mantenere il possesso però Mike, arriva il tiro di Mike, tiro angolato, preciso, è bravo qui Sketz a parare. Sbaglia ancora la squadra austriaca, però alla fine premiata con un tocco che regalerà una penalità a Pezzani. Sicuramente sfortunato che il giocatore austriaco, per di spalle, ha toccato il disco che è finito direttamente nel corridoio fuori dal ghiaccio. 2 minuti, power play per il Cortina, e questo power play ce lo prendiamo in maniera veramente entusiasta. Sì. Ce lo prendiamo volentieri. Un bel regalo che scartiamo e speriamo anche di confezionare il tutto. Del resto l'abbiamo fatto anche noi con Phil Pietroniro, sì, nel doppio power play regalato, no? Nell'inizio della frazione. Esattamente, stessa situazione. Ingaggio perso qui da Dami, prova ad andare alla cattura del pack proprio a Barnabò insieme a Moser, che è uno specialista proprio in balaustra con esperienza fisicità. Vai, non è la conclusione, para Sketz in 2 tempi, gran parata qui di Sketz, bagarre da playoff, niente di grave, anche se si accanisce Barnabò e un altro giocatore si accaniscono e cominciano a darseli di santa ragione sotto i nostri occhi, scatterà penalità sicuramente per i due. Il giocatore austriaco perde il casco, ci sta, sono playoff, anche se in effetti aveva poco da arrabbiarsi. Qui la squadra austriaca, per tutto è stato fatto in maniera lineare, non c'è stato nessun tocco al corpo di Sketz. Tiro, parata, questi austriaci sono molto permalosi appena il portiere blocca un disco, e quindi giustamente in questo caso Luca Barnabò difende le proprie idee e non si lascia mettere i piedi in testa dall'austriaco. Bravo Luca, bravi tutti. Questi austriaci però stanno iniziando a cadermi sotto questo punto di vista, nel senso che nessuno ha dato fastidio a Sketz, quindi non rompete le scatole e lasciate giocare. Può essere anche un segnale questo di un nervosismo della squadra austriaca, perché evidentemente prima, quando Sketz aveva subito quel tocco non così violento da parte di Charles Pietroniero, ha fatto una sceneggiata, è inutile girarci esatto, intorno. In questo caso proprio poteva starci la penalità e anche la reazione. No, sicuramente ci stava la penalità. E anche la reazione dei suoi compagni, certamente, perché don't touch my goalie, qui in effetti non c'è stato nessun tocco, forse c'era solo un po' di traffico davanti sì, alla porta, nessuno ha dato colpi con bastone a Sketz, quindi reazioni austriache del tutto ingiustificate, e si giocherà credo in 5 contro 4 per il Cortina, credo. Sì, ho visto bene, Esatto, come in precedenza. e come in precedenza fuori sia Barnabò sia il giocatore austriaco e rientreranno a gioco fermo. Quindi nessun danno in specifico ad una squadra, come giusto che sia, sono sfide di playoff, possono scaturire anche queste situazioni di nervosismo, ed è anche bello vedere ogni tanto, perché l'hockey su ghiaccio, ricordiamoci, è uno sport fisico fatto anche di queste cose, soprattutto nei playoff. Il Cortina però ha un power play da gestire ancora per un 1-26, non dimentichiamocelo, c'è un'occasione veramente grande per gli ampezzani di giocarsi questo finale di periodo e pochi scampoli all'inizio della terza frazione con l'uomo in più. Buona azione quindi Max Cordiano, l'ingresso in zona. Difende bene il pack, lo consegna sulla stecca di Giftopoulos, la lega per Cazzola cerca l'incrocio di pali rovescio, trova la spalla di Sketz, bravo a difendere, bravo Phil Pietroniero a mantenere dentro il disco nel terzo. Cazzola, 26 secondi al termine del periodo, Cazzola deve accelerare qui la manovra, cercare soprattutto Phil Pietroniero con Cordiano, che però è chiuso. Cazzola, Giftopoulos, 17 secondi, Giftopoulos non ha vie pulite per suggerire, trova ancora Cazzola nella solita posizione, Giftopoulos si addormenta un po' sul disco, regalo per Cordiano, Phil Pietroniero la botta, Sketz si va a trovare pronto, tiro raso terra, bravo il portiere. E gli austriaci hanno anche imparato la lezione senza dare colpi a Charles Pietroniero, che era di nuovo là in zona. Bravissimo Max Cordiano a tenere il disco poco fa nel terzo offensivo. Altra buona occasione dalla mattonella preferita di Phil, che da lì veramente manca la porta pochissime volte, e quando la prende spesso è pericolosissimo O letale.
o letale. 13 secondi, cioè 13 è il numero della maglia di Mike Cazzola che vince l'ingaggio, disco che arriva lungo, troppo lungo per Vainen, arriva anche la sirena a fine del secondo periodo, ancora per OkeyCortina.it, radioascoltatori e telespettatori, Mario, un Cortina decisamente diverso, un Cortina che ha avuto un atteggiamento non ancora così come ci aspettavamo, magari con un cambio di rotta veramente deciso, ma ha fatto vedere di aver voglia di vincere questo match, ancora un Cortina un po' deficitario, molti errori difensivi, ha trovato 2 gol che hanno dato coraggio nella prestazione ampezzana anche a livello proprio di morale, si è visto l'atteggiamento del Cortina che è cambiato, abbiamo subito il gol giusto se vogliamo da parte del Bergenza perché meritava sicuramente un gol di Bergenza se non di più in questi primi 40 minuti, però forse in questo secondo tempo si è visto la squadra più forte, ecco diciamo così. Cortina sicuramente migliore del primo tempo in questa seconda frazione, non ancora il miglior Cortina e questo chiaramente è anche un buon segnale, guardiamolo dal punto di vista positivo, quando sarà il miglior Cortina non dovrebbe poi esserci partita, se vedremo il miglior Cortina. Vantaggio doppio che ha fatto cambiare anche l'atteggiamento dei ragazzi, l'unica cosa che non riusciamo ancora a cancellare del tutto sono purtroppo gli errori individuali. Soprattutto in certe zone del campo quegli errori li paghiamo, li stiamo pagando, li abbiamo pagati durante tutta la stagione. Da uno di questi è nato il rebound che solo Soletto, l'attaccante austriaco, ha segnato per dimezzare lo svantaggio. Esatto, noi su Cortina.it ci sentiamo tra circa 15 minuti per la terza frazione dei 3 tempi regolamentari, ovviamente diamo la linea alla regia. Sono le 21:38, Stadio Olimpico del Ghiaccio di Cortina, Hockey Night di questa sera per OkeyCortina.it e in questo momento ci colleghiamo anche con Radio Cortina per i nostri amici radioascoltatori appassionati di Spinorama che ci seguono anche il lunedì da 7 anni alle 14.05. Ci saremo anche questa settimana ovviamente per la 22esima puntata ancora da definire con Mario qui accanto a me, ovviamente compagno di avventura anche nel magazine che va in onda da 7 stagioni sulle frequenze di Radio Cortina per raccontare cosa accade nell'hockey italiano e non ancora da definire se Mario abbiamo l'intenzione di andare in diretta alle 14.05 come consueto oppure anticipare il match di gara 2 perché ricordiamo si gioca non martedì come le altre ma lunedì sera a Dormien. E se le indicazioni sono corrette alle ore 20, poi in quel caso, nel caso di Spinorama, sei tu il capo, quindi deciderai. Io però darei 2 notizie fresche, Grazie, Mario. molto importanti. Bravo, Mario. Allora, la prima, diamo a Cesare quel che è di Cesare e il gol è tutto di René Vallazza del numero 17, quindi il nostro entusiasmo che
che sarebbe stato uguale per Alessandro Zanatta, ma in questo caso era giustificato. Abbiamo avuto questo dibattito, questa discussione a microfoni e telecamere spente, rivisto anche gli highlights della Sì. seconda frazione. L'errore del sito della Alps Hockey League che aveva dato il gol a Mike Zanatta, noi magari nella foga della diretta avevamo pensato a una deviazione di Alessandro perché eravamo certi sia dell'assist di Mike sia del tiro di René. Quindi invertiti praticamente. Invertiti. Gol di René Vallazza del 2-0. Seconda notizia della serata che è finita la partita a Salisburgo e il Vipiteno ha espugnato la Salzburg Arena. Abbiamo portato bene. Sì, le magliette hanno portato bene per 3-4, quindi gara 1 che va a Vipiteno. Bene, sono molto contento e anche la partita di Felchi che si sta per concludere. Manca ancora qualche minuto e il Gardena è in vantaggio per 4-2. Siamo contenti per le squadre italiane ovviamente che vanno a creare questo break subito in gara 1, ancora da definire quello di Falkirk, ma ovviamente siamo più contenti qui dall'Olimpico per un Cortina che è in vantaggio per 2-1. Una partita ancora da giocarsi con 20 minuti che saranno veramente intensissimi, un gol solo di vantaggio per gli ampezzani, un Bregenz che è ancora solido sul ghiaccio, l'ha dimostrato proprio con il gol singolo, il gol che adesso divide anche lo score tra le due formazioni, di crederci ancora nonostante il Cortina sembrasse aver preso le redini del gioco in mano dopo il 2-0. È una gara di playoff, si gioca tutto alla morte, tutto alla fine, anche in questo terzo periodo ne vedremo delle belle. Il Cortina può essere sicuramente favorito dal vantaggio e da una squadra più lunga. Il Bregenz ha denotato, per quanto stia ancora comportando molto bene sul ghiaccio dell'Olimpico, qualche carenza e qualche diciamo così, fattore che ci fa intendere che la squadra sia un po' stanca dopo la pressione costante nel primo tempo, quello che non ha permesso al Cortina di giocare e ha condizionato molti errori degli ampezzani. Eh sì, aggiungiamo a questo bel quadretto che il Cortina ha altri 33 secondi a disposizione di power play e quindi potrebbe iniziare il terzo periodo nel migliore dei modi. Ingaggio vinto da Cazzola, però non è aiutato dai suoi compagni. Chad Pietroniro come un leone va a prendersi questo pack, lo consegna a Phil Pietroniro, il fratello maggiore. Scambio con Cordiano, molto rischioso, però gestito adesso da un Bregenz che gioca una scatola molto alta. Attenzione però a non scomporsi per loro, né per noi, che adesso proviamo la ripartenza su un errore ingresso in zona, la pressione ancora di Chad Pietroniro che favorisce Cazzola sulla blu per Phil Pietroniro, largo per Giftopoulos al giro della gabbia. Secondi importanti se ne vanno, sta per rientrare il giocatore austriaco, errore di Max Cordiano, disco però ancora dentro, controllato da Giftopoulos che regala e stava per fare veramente un dono pre-pasquale agli avversari che potevano andarsene in break. Attenzione, c'è libero un giocatore austriaco dall'altra parte, bravo a chiudere Phil Pietroniro sull'assistenza di Poschmann, di Yamaki. Bravo De Zanna nel delay, non deve perdersi qui però la concentrazione e l'attitudine a portare fuori il disco. Ci riesce, viene aiutato sulla neutra da Mike Cazzola a ritroso verso Giftopoulos, le finte, la giocata, scarico completamente fuori giri, fuori posizione per Mike Cazzola che va a cambiare con molta calma dopo aver giocato praticamente 1 minuto e 10 secondi con molta fatica a prendere la via dalla panchina. Eh sì, abbiamo provato in tutti i modi a regalare il disco agli austriaci, 2 volte Giftopoulos e 1 volta Max Cordiano. Potevamo veramente subire in maniera più importante. Si gioca in 5 contro 5 all'Olimpico, vediamo se è solo una scelta istantanea e del momento, quella di rivedere una linea inedita con Adami De Zanna e Sanna sul ghiaccio per questo ipotetico secondo nuovo blocco. Barnabò, per curiosità, è ancora in panca puniti insieme al giocatore austriaco, quindi o hanno preso 4 minuti di penalità, perché se non sbaglio mancavano più di 30 secondi Guarda Mario, hai visto perfettamente sporgendoti e rivediamo qui 5 minuti Mario, 5 minuti di 2 giocatori. Ecco. E quindi ovviamente Masca è costretto a rivoluzionare un po' le sue linee. Bravo Mario che sei riuscito ad esporti dalla nostra cabina per vedere effettivamente chi c'era nell'altra cabina, quella dei cattivi. Giocati 2 minuti all'Olimpico, 2-1 per il Cortina contro il Bregenz, va in gara 1 di pre-playoff, carica di Weinonen che si fa sentire anche dalla reazione della panchina austriaca, la raccolta del disco qui di Moser e poi alla fine si gioca un po' una fase di molta confusione. Sanna lascia Weinonen, qui bisogna ragionare, mettere fosforo, abbiamo un gol di vantaggio, non è molto ma bisogna costruire da qui il successo. Weinonen, passaggio preciso per un Alessandro Zanatta non perfetto nel controllo all'ingresso in zona.
disco scagliato dall'altra parte, ci sarà probabilmente icing e arriva il fischio arbitrale. Giocati 2 minuti e mezzo esatti all'Olimpico nel terzo tempo, Cortina 2, Bregenzervald 1. Eh sì, e poco fa la carica di Mikko Väinönen, secondo me in regular season sarebbe stata fischiata, ribadisco la mia opinione, nei playoff giusto lasciar correre, a meno che non sia qualcosa di pericoloso e vicino alla balaustra chiaramente, ma non mi sembrava questo il caso. Tante volte le panchine iniziano a scaldarsi proprio anche per il rumore della balaustra, non vogliamo fare i nostalgici, ma se parliamo di hockey di qualche tempo fa, queste erano classiche e normali cariche di gioco, ovviamente che purtroppo si sono ridotte per preservare l'incolumità dei giocatori, per essere più attenti su appunto il fattore sicurezza. E aggiungo anche che in caso di Attenzione al break, regalo di Cordiano, dall'altra parte grande parata di Marco Filippo con lo scudo su Raja Macchi, che non è finita qui e arriva il gol del pareggio del Bregenzervald, Raja Macchi, e poi ancora non è perfetta la retroguardia Pezzana che regala un'altra conclusione per il pareggio degli austriaci. Che errore sulla blu di Max Cordiano che regala il break, lo riguardiamo nel replay. Disco al centro, ancora qui Max Cordiano un po' lontano. Sbaglia 2 volte Max Cordiano, prima regalando il disco e poi una volta che Defo fa la grandissima parata va davanti alla porta a marcare praticamente il nulla e lascia solissimo l'unico attaccante austriaco che era da marcare. Abbiamo perso il disco, va benissimo, siamo rientrati, ok, quei giocatori vanno marcati. Sì. Tutto da rifare per gli ampezzani che dal 2-0 tornano in parità come nel primo tempo, era 0-0 ma si parlava sempre di un risultato comunque equo per entrambe le formazioni, quello che rispecchia un po' effettivamente anche quello che si è visto sul ghiaccio in questi primi 44 minuti giocati. Un Cortina che però aveva la grossa chance di gestire in maniera non tranquilla sicuramente, ma con più attenzione, con più maturità questo vantaggio, invece ha sprecato proprio tutto quanto all'inizio del terzo tempo. Larker scarica su Sketz che pare costretto a fermare il disco e a regalare un ingaggio agli ampezzani. Non un grande inizio di terza frazione da parte del Cortina, perché il Bregenzervald in questi minuti non si era visto dalle parti di Marco De Filippo nell'unica situazione su un altro bel omaggio confezionato dalla difesa ampezzana. Ancora un'infinità di errori individuali, di passaggio, di posizione. Ricordo anche la fine del power play all'inizio di questo terzo periodo, 2 regali di Remi Giftopoulos e un terzo regalo di Max Cordiano, frittata poi completata poco dopo, mentre rientrano finalmente in partita i 2 ragazzi protagonisti della rissa. Quello che più ci interessa è il rientro di Luca Barnabò. Dall'altra parte Alexander Maxa che va a prendere la via della sua panchina abbandonando quella dei penalizzati. 4 minuti giocati, 2 pari risultato, è cambiato tutto all'Olimpico. Metzler largo, cerca il corridoio centrale, chiuso da Larker, disco al centro, anzi da Ballazza, c'è un fischio arbitrale, le proteste, una penalità ai danni del Cortina. Mi sa di Marco Sanna. Onestamente mi è sfuggito. Il gesto dell'arbitro è quello della carica irregolare. Onestamente ho perso il colpo che ha dato Marco Sanna. Incredulo anche lui nella panca puniti per la penalità, lui affibbiateli. Mi auguro che l'arbitro abbia visto veramente bene lui, perché sennò regalare minuti dubbi nel terzo tempo di gara 1 non andrebbe bene. Cortina 4, Bregenzervald di 5 e vediamo come nuovamente si sposta l'inerzia del match e la possibilità di nuovo per gli avversari, dopo aver trovato il pareggio, di ritrovare il primo per loro vantaggio della partita e della serie, ma ovviamente tutto molto presto. Non abbiamo visto un Bregenzervald, Cazzola, Giftopoulos, la grande parata qui di Sketz, qui c'è da dire che è stato molto più bravo Sketz di Giftopoulos, grande parata di Gambale. Sì, altra occasionissima in 4 contro 5. Sprechiamo ancora una volta la situazione di short-handed goal, la possibilità di un short-handed goal. Intanto si piazzano i giocatori austriaci nel terzo difensivo del Cortina. Raja Macchi, lo scambio ancora deficitario qui nel controllo, se non sbaglio Schlegel, il Cortina può allontanare. Non mi ha fatto impressione il power play del Bregenzervald nelle casi precedenti, quindi c'è da sperare che vada tutto come è andato finora, il Cortina riesca a resistere anche questa situazione di quell'uomo in meno.
e poi a tornare magari a prendersi il match in 5 contro 5, anche se il match è in parità e ovviamente questa è solo gara 1, solo ma non solissimo, nel senso che comunque si gioca solo alle meglio delle 3 gare, quindi è importantissimo vincere questa gara, soprattutto per gli ampezzani che poi andranno a giocarsi gara 2 lunedì a Dornien. Ancora Paoli, Metzler, lo scarico sulla blu per la conclusione, alta non di moltissimo, sopra l'incrocio dei pari. Ancora il classe 2000 Metzler, la giocata a ritroso verso Poschl, ancora lui, tiro, para Marco De Filippo con una parata dall'indubbio gesto tecnico, raccoglie il disco con la pinza e ferma così la pressione austriaca. 22 secondi al termine del power play e vantaggio che dobbiamo sfruttare, cioè quello dell'ingaggio con Mike Cazzola, bravissimo in questo fondamentale. Sarebbe importante vincere l'ingaggio e spazzare. Dietro la porta di Marco De Filippo gli striscioni degli Ultras Cortina che hanno voluto così colorare la curva di loro proprietà per almeno quello che è il sostegno che possono dare da casa, diciamo così, sia essendo con noi seguendo la partita, ma anche facendosi notare come la presenza loro ci sia, anche se virtualmente, dagli spalti. Breghenza ancora che sta finendo in maniera attiva questo power play, mai pericolosissimo, però ovviamente c'è sempre da aspettarsi, soprattutto sul finire della penalità, che qualcosa può succedere, ma mi sembra non sia questo il caso. Il Cortina rientra con i suoi uomini, 5 uomini, rientra Marco Sanna dalla penalty box, però in questo momento il gioco ancora a favore degli austriaci che stanno imperversando con un'azione personale adesso, se non sbaglio, di Lipsberg, anzi di Poschmann, disco al centro ancora per lui, Vainonen va ad ostacolarlo, ancora Poschmann, giocatore d'esperienza, molto bene qui Bergenzer, arriva alla conclusione, fuori dallo specchio, Cortina in assoluta difficoltà in questa fase post penalty killing. Enrico Lacchi qui deve accelerare e deve essere preciso, non fa nessuna delle due cose, regala il disco agli avversari e il Cortina va a cambiare, è un Cortina piuttosto attonito in questa fase del gioco. E arriva anche l'icing, sì, non un Cortina brillantissimo, di positivo c'è che abbiamo ammazzato l'ennesimo penalty killing e quindi rimaniamo sul 2-2. Onestamente non ho visto neanche nei replay il fallo dato a Marco Sanna, rimaniamo fiduciosi. Ho ascoltato e sentito però molte proteste sia sulla panchina cortinese sia sulle tribune dei pochissimi presenti e autorizzati, quindi forse tutta questa certezza e rapidità di fischio non c'era. Giftopoulos per Marco Sanna sulla blue ball, scarico per Phil Pietoniro, il tiro para Scherz che mi sembra molto molto attento. È parata importantissima quella di Scherz poco fa su Remy Giftopoulos quando il Cortina era ancora con l'uomo in meno, lì ha tenuto a galla i suoi. Certo è che nella sfida tra portieri raramente usciamo battuti, per fortuna. Andrea Moser adesso con la seconda linea. Speriamo non ci siano problemi per Adami, ma credo sia solo un cambio temporaneo dei centri. Andrea Moser va a creare così altra penalità. Nettissima, purtroppo devo dire nettissima, senza nessun senso anche questo fallo di Max Cordiano che allarga la gamba a mo' di sgambetto. A 1 metro dall'arbitro io non capisco come si faccia a fare un fallo del genere e a sperare che non venga fischiato. Cioè è talmente eclatante. Io che sono tifoso e che spesso tiro totalmente dalla parte del Cortina avrei veramente problemi a protestare in questo caso. Infatti mi pare che le uniche proteste siano quelle di Pietro Niro. Mario Pizzamore ha visto benissimo cosa accadeva sotto la nostra postazione, qualche centimetro in più lo aiuta a vedere cosa accade anche lungo la balaustra rispetto a me. Bravo bravo a Mario, piede fuori, fallo anche ingenuo se vogliamo, insomma, sono falli anche piuttosto plateali, quello che sta di fatto che il Cortina è ancora sotto per 2 minuti, un altro power play dato agli avversari, l'ingresso in zona. Vediamo se saranno più bravi o meno bravi rispetto agli altri situazioni di power play per gli austriaci. Terzo tempo fino a questo momento disastroso di Max Cordiano, quindi sicuramente ha le chance per fare poi il gol decisivo, mi auguro.
come è successo con il cambio Vallazza-Larcher. Vediamo, intanto seguiamo il power play, lo gioca bene fino in questo momento il Bregenz, va troppo solo lì davanti a Rayamaki, comunque non ha possibilità di colpire, anzi non è Rayamaki, ma è ancora Poshman. Alla fine il disco viene allontanato dalla cortina, partita bruttina in questo inizio di terzo tempo. È fuori gioco. È fuori gioco da parte del Bregenz, che dimostra di non essere proprio così forte nella situazione di uomo in più. Questo gioco a favore degli ampezzani, che però stanno condizionando molto con questi errori disciplinari la possibilità di vincere questo match in gara 1. È ancora lunghissima, 11:37, il risultato è in parità, ma siamo stati recuperati 2 volte dalla squadra austriaca, anzi essere più corretti sul 2-0, appunto il 2-1 nel secondo tempo, sul finale, e poi il 2 pari legittimo, se così vogliamo, per un Cortina che sembrava aver preso coraggio, ovviamente agevolato dal doppio vantaggio, invece adesso sta subendo anche a livello tattico e disciplinare la manovra degli ospiti. 2 gol austriaci per 2 colossali errori individuali, ripeto, individuali, e quindi Bregenzerval che è tornato in partita. I 2 gol di vantaggio del Cortina dovevano servire a togliersi un po' quel macigno della pressione, dell'essere favoriti a tutti i costi, e invece così non è stato. Vainonen sulla blu e suo terzo per un Larcher che butta via un pack, lo regala agli avversari senza troppa cura e pretese, e regala quasi un icing, anzi No, un bastone siamo alto. siamo Un in bastone alto. 4. Hai ragione, scusami, hai ragione. Ancora qualche secondo guadagnato, niente icing chiaramente. Mancano 9 secondi, forse il miglior Cortina l'abbiamo visto con gli uomini in meno, Sì, questo almeno sì, è sì, un buon sì. segnale. Sì, decisamente. Il tempo scorre via velocissimo questa sera, durante il match, anche nelle pause, come abbiamo constatato Mario ed io, e siamo arrivati già a 10 minuti dalla fine sul risultato di 2 pari. Chi si aspettava un Cortina dirompente, decisivo, cattivo in gara 1 si deve totalmente ricredere, perché sono stati giocati 50 minuti e nessuna di queste caratteristiche, se non per certi frangenti, si è vista. Si è visto invece una squadra avversaria molto ostica, che va vicino adesso al gol del vantaggio sul rebound. Vediamo nel break ampezzano con l'acquisizione anche del quinto elemento sul ghiaccio, perché Max Cordiano torna disponibile. Adami, disco al centro deviato da Sanna in maniera percettibile, non è pericoloso, però tiene il disco alto. Larcher, ancora per Adami. Prova a ripartire il capitano per De Zanna. De Zanna prova lo slap shot, non è una gran bomba, però l'idea era buona, tanto per tenere lì il disco. Adami in balaustra, viene un pochino ostacolato, Stoico ancora riesce a far sfilare il disco lungo la banda. De Zanna a contrasto nell'angolo, alla fine deve desistere il forcing a Pezzano per la ripartenza austriaca, non precisa, in zona neutra fa buona guardia De Zanna, che rimette il disco dall'altra parte. 9:40 al termine dei regolamentari, ricordo poi ci sarà in ogni caso il overtime, dovesse finire con risultato di parità. Errore ancora in fase di postazione qui da parte di Phil Pietroniro, disco non fermato da Marco De Filippo, tenuto dentro dagli austriaci. Andrea Moser con cura, almeno quello che doveva fare, con un po' di fortuna riesce a uscire il Cortina qui dal suo terzo. Barnabò si allarga, si allunga lungo la banda, poi prova una conclusione. Phil Pietroniro ostacolato, Cortina forse riesce a mantenere dentro il terzo il disco con Andrea Moser che lo fa circolare, ma ancora troppi spazi, squadra è abbastanza disunita in questo momento, un Cortina che non riesce mai a trovare la soluzione giusta, un passaggio preciso sulla stecca, né in fase di impostazione né in fase di forcing. Ci vuole una carica, speriamo che arrivi il power break in fretta, perché bisogna cambiare attitudine. La bella occasione qui sulla stecca di Cazzola, dopo il bel suggerimento di Tommaso Alverà, la conclusione da distanza siderale di Giftopoulos non impensierisce Sketz, la ripartenza degli austriaci, saltato Larcher in un primo momento, poi è bravo a chiudere l'elemento austriaco nell'angolo, arriva anche Cazzola un po' in ritardo. Prova a ripartire Cortina, però sono bravi gli austriaci ancora a chiudersi, ma non precisissimi, non c'è fuorigioco. Pietroniro, il suo tiro sul bastone del difensore avversario. Un po' di sfortuna qui, perché la conclusione era indirizzata in fondo alla rete, ma ci si è intromessa la stecca di un giocatore avversario quasi casuale.
Fasi molto molto concitate, occasioni casuali, peccato in questa occasione, bravo Chad a crederci, traffico e caos davanti alla porta del portiere croato, Cortina che ha avuto un paio di buone occasioni anche con Mike Cazzola poco prima, peccato veramente. Arriva il power break, quello che aspettavamo con ansia, visto che c'è la possibilità, senza la richiesta del time out, che il coach Ampezzano e ovviamente anche il coach finlandese del Bregenz possano mettere un po' di ordine nelle rispettive formazioni, assetti sul ghiaccio. Ce n'è bisogno da entrambe le parti. Quella che ha più necessità ovviamente è il Cortina, che è, diciamo, fase del match quasi finale, di essere ancora altamente competitivi. Certo, c'è da dire che non è il miglior Cortina della stagione, Mario. Eh no, non è neanche facile commentare perché comunque è un playoff, l'abbiamo detto a inizio partita di non aspettarci un avversario facile, però il Cortina può e deve fare molto meglio soprattutto a livello individuale. Sì, infatti hai scandito bene e sillabato l'individuale, perché nel mentre tu raccontavi stava per compiere un altro error pasticcio a livello difensivo. È stato bravo e fortunato Enrico Larcher a recuperare su un iniziale o quello che poteva essere un errore grave. 7:47 al termine, non c'è molto da raccontare a livello tecnico di questa parte di match, perché le due squadre commettono ancora molti errori, poche azioni degne di nota, poche occasioni. Ovviamente si gioca su due pari e questo è da aspettarci, due squadre ovviamente che adesso hanno anche paura a sbagliare, ma la paura di sbagliare non continua comunque a far sbagliare anche a commettere errori anche la squadra ampezzana. Si gioca in balaustra con René Ballazza, vediamo se Cortina esce vincente dalla Rumble nell'angolo. Barnabò si prende la balaustra alla destra di Schez, fa un buon lavoro di quantità e di gestione del disco nell'angolo, arriva vicino a lui Tommaso Alverà, c'è da uscire vincenti da questa mischia. Bravo Barnabò ancora qui sulla blu per Ballazza, la sua conclusione, la deviazione di Barnabò, un no look con le spalle girate verso Schez, disco che finisce a lato. Mike Zanatta aggira la gabbia qui, Barnabò, doppia conclusione chiusa, Ballazza l'occasione per tirare, invece preferisce suggerire verso Mike Zanatta. Moser dalla blu, il suo tiro, c'è il block shot. Ovviamente si complimentano i suoi compagni di squadra dell'autore del block shot. Il Cortina gioca praticamente ormai a due linee questa fase di match. Disco al centro, Bregenzerwald attivissimo ancora quando ha la possibilità di andare a prendersi il terzo. Tatticamente il Cortina ancora poi impreciso, anche qui gran regalo nello slot, rimane a terra un giocatore ampezzano che è Pietro Niro. C'è una penalità per l'austriaco numero 73 che in maniera del tutto gratuita dà un colpo a Marco De Filippo. Altra penalità di una stupidità colossale, ma che noi in questo caso ci prendiamo molto volentieri. Veramente, veramente stupido il giocatore austriaco che dopo che Marco ha parato da secondi e bloccato il disco, gli tira in maniera del tutto gratuito un colpo sui gambali. Bene, meglio così, power play per il Cortina, niente di grave per Marco De Filippo. E questa è un'occasione veramente da sfruttare al massimo. 3 penalità, forse 4 penalità sono state scaturite proprio da queste azioni insistenti sul portiere. Guarda, a me viene in mente solo una parola: stupidità. Prima c'era stata quella di Chad Pietro Niro, ora compensata da quella dell'austriaco, se così vogliamo essere giusti e equi per la par condicio. E tra l'altro l'intensità di quella di Chad non aveva nulla a che vedere con questa del numero 73 austriaco. Il risultato comunque è lo stesso, 2 minuti di penalità, Cortina che ora deve sfruttare il power play. Sì, assolutamente, è l'occasione d'oro di questa gara 1, visto l'equilibrio che regna. Un Cortina non brillante deve, visto che difficilmente riuscirà ad arrivare al vantaggio in 5 contro 5, adesso ha la grande occasione di sfruttare l'uomo in più, vediamo se ne sarà in grado. Pietro Niro, Giftopoulos dietro la gabbia di Schez, alza la testa il greco, prova a intendere e magari a manovrare con un disco che arriva sulla blu, ancora gestito in maniera troppo sufficiente da parte di Cordiano, che prova la ripartenza, rischia molto, però si rifà dell'errore Max, guadagna il terzo con coraggio
riesce a mettere in circolazione il pack contenuto adesso dopo la liberazione da parte del Bergenza da Cazzola sulla blu Cordiano, finta il tiro ancora per Phil Pietroniro, potrebbe provare anche Cordiano, aveva la possibilità prima, è sempre un po' comunque sottomesso da una pressione che lo costringe a suggerire verso i suoi compagni, soprattutto Phil Pietroniro. Giftopoulos cerca di trovare uno spazio, un pertugio, aggira tutto il terzo, Cordiano, suggerimento per Pietroniro, il tiro, Schez è pronto ancora, molto bravo a spostarsi da un palo all'altro. Però schema abbastanza abituale quello del Cortina, che spesso giova, ma adesso mi sembra che il Bregenzer l'abbia capito proprio molto bene, soprattutto Schez. Lo schema è quello collaudato per il tiro di Phil Pietroniro, scontro del tutto involontario lì a centrodisco tra, se non sbaglio, Chad Pietroniro, un giocatore austriaco, niente da segnalare, invece segnalo il fuorigioco abbastanza ingenuo. Phil in questo caso aveva il disco sulla stecca, tentennato troppo a ridosso della blu senza entrare, quindi fuori gioco. 27 secondi ancora di power sta play. stringendo le linee Masca, forse in maniera esagerata in questo finale, ancora prima linea sul ghiaccio, se ne torna mestamente fuori la seconda, ed è da un po' che non vediamo più la terza né la quarta a giocare, soluzione da playoff, forse come ci aspettavamo, ma questo non sta pagando, visto che era uno dei fattori, diciamo, di differenza tra le due squadre, quello di avere uomini in più, errore qui di Phil Pietroniro nell'assistenza per un Cortina che ha ancora qualche secondo di power, ma sembra essere veramente anche questo destinato a concludersi con pochissime occasioni, ma soprattutto con zero marcature. E infatti. Sì, un power play non giocato in maniera brillantissima. Lo special team secondo praticamente non viene mai preso in considerazione da Ivo Mačka in questa situazione. E neanche il primo, molto più affidabile ovviamente, dà modo di poter impensierire in maniera decisa Schez. 3,54 al termine, il Cortina fa molta fatica a costruire qualcosa di importante in questa fase finale di match su gara 1 giocata in casa all'Olimpico. Adami, lo scarico sulla blu per Mike Zanattaro, ancora lo scambio tra i due, Adami costretto nell'angolo a lavorare questo disco in mezzo a due uomini austriaci, in suo soccorso Marco Sanna, arriva anche Mike Zanatta a tenere il disco alto, sbagliano gli austriaci, dall'altra parte l'Archer, disco al centro, un po' troppo affrettato forse, regala il possesso agli avversari, la possibilità per loro di liberare. Mike Zanatta la va a recuperare. Adesso per Adami, dump angolato per l'inserimento di De Zanna. Ancora un Cortina che sì, in questo momento sta giocando, sta schiacciando, non in maniera così violenta, gli avversari che ripartono con un break. Attenzione, la ripartenza, la bella giocata, la parata ancora di Marco De Filippo. Qui Mike Zanatta si è lasciato andare via, giocatore austriaco con troppa facilità. E ancora ringraziamo San Marco d'Auronzo che ci tiene a galla e ci tiene sul 2-2, blocca l'ennesimo tiro degli austriaci in un 1 contro 0. 2:30 al termine dei Santragomentari. Andrea Moser per la conclusione, non male qui, se non sbaglio di Barnabò, finisce alta sopra l'incrocio. Una partita anche di Andrea Moser che è impiegato con più assiduità nella restrizione delle linee da parte di Ivo Mačka, sta dando il suo contributo d'esperienza. Arrivati, rivediamo di nuovo la prima linea pezzana, sì, gioca due linee praticamente Ivo Mačka. La grande giocata qua del numero 44 austriaco che si porta a spasso la difesa pezzana, crea una superiorità lì davanti nello slot, il Cortina è costretto a liberare per un break sulla stecca di Chad Pietroniro di fronte a Cesar, viva il gol! Doppietta per Chad Pietroniro! Rete! Contentissimi per la doppietta di Chad e nel primo 1 contro 0 realizzato della serata il Cortina torna avanti per 3-2, freddissimo Chad e appoggia il disco all'incrocio. Finalmente battiamo il portiere croato Shrek o come si chiama lui, bravissimo fino a questo momento, ma nulla ha potuto sul missile all'incrocio di Chad Pietroniro. 3-2 Cortina a 1 minuto e 59 dalla fine.
Che regalino da parte del Bregenza, che bravo Chad Vitoniro, 2 gol per lui, MVP della serata in maniera indiscutibile, il numero 47 Ampezzano che regala il vantaggio, regala il nuovo vantaggio Ampezzano a 1,57 dal termine, e adesso è solo il Cortina che può rovinarsi la festa questa sera, anche se non sarà una festa di quelle sicuramente così allegre e soddisfacenti, anche se la cosa più importante è portare a casa questa sfida. Per il resto bisogna rivedere tante cose, ma appunto prima di tutto bisogna portare a casa la sfida. Mancano 2 minuti, 1 minuto e mezzo alla fine, l'occasione per Yamaki, esterno della rete, ovviamente tra un po' uscirà probabilmente dai pali e chiama l'icing, il portiere Schez, e tra un po' sarà richiamato dal suo coach, che in questo caso credo abbia chiesto un time out a 1,27 dal termine. Chad Pietoniro, l'uomo che non ti aspetti o l'uomo che forse alla fine ti aspetti, visto la carenza dei suoi compagni di linea questa sera a livello proprio di finalizzazione? L'uomo che non ti aspetti, ma non ti aspetti a livello realizzativo. Poi il lavoro sporco che Chad ha fatto durante tutta la stagione, questo gliel'abbiamo sempre riconosciuto. Se a quel lavoro aggiungiamo queste marcature così importanti, veramente può diventare l'uomo in più di questo Cortina. Eh sì, gol fondamentale, doppietta su 3 gol Ampezzani nel gara 1 così sofferta, possono veramente segnare tanto nel suo proseguo anche della carriera, del prossimo approccio a già gara 2, giocatore che trova anche la grande confidenza con il gol. Diamo ragione a Jomachka che ha stretto le linee, perché ha giocato a 2 linee come ai vecchi tempi, e in effetti forse aveva fatto altrimenti anche, altrettanto anche l'allenatore austriaco, ma non ci siamo accorti del set up da parte del coach Finico. Ingaggio 1,27 al termine, abbandonato la porta Zec, quindi extra player per il Bregenzerwald all'Olimpico. Vinto l'ingaggio dagli ospiti, gestione del disco da parte di Poschmann con molta cattiveria, riesce a tenere il possesso. Metzler dietro la gabbia di Marco De Filippo, ostacolato da Vainonen sulla blu per la conclusione, schiacciata, strozzata, disco che non parte con la giusta intensità né traiettoria, può allontanare il pack. Giftopoulos ci arriva prima di tutti, Chad Pietoniro, non è quindi icing. Cazzola giustamente mantiene il possesso, Giftopoulos prova la conclusione, troppa gente, non è serata per lui. Ancora Cazzola, dominatore lì, va a riprendersi anche la sua posizione. 53 secondi dal termine, c'era la buona occasione di chiudere il match qui con l'empty net goal che non arriva. Va bene così, 46 secondi al termine. Metzler, centropista, fa tutto da solo, poche idee ma che arrivano a destinazione. Poschmann, disco al centro, bravo qui fila a chiudere su Metzler. Il proteste, ma non ci sono solamente falli qui, c'è solo l'anticipo da parte di Phil Pietoniro su Metzler. Rayamaki prova la conclusione, diagonale deviato da Defo che non regala rebound, devia con la giusta angolazione sopra i cristalli. Bravissimo Marco De Filippo sulla parata, poco prima proteste austriache assolutamente inesistenti per un tocco appunto tra De Filippo e l'attaccante austriaco, chiaramente non poteva passare di là l'austriaco in area di De Filippo e quindi c'è poco da protestare. Bravissimo Phil però nell'anticipo di pochi istanti prima. 24 secondi al termine, ingaggio alla destra di Marco De Filippo, ancora perdente qui Mike Cazzola, Posch sulla blu, lo scambio, buona la scatola Ampezzana, però non si deve scomporre, scatola fatta di 5 elementi, ricordiamo deviazione avanti porta, disco che rimane pericolosamente nello slot, ci mette una pezza, Vainonen 10 secondi, sulla blu, la conclusione, deviazione, disco che si impenna, con un numero da circo, bastone alto fischiato probabilmente qui a Phil Pietoniro, non mi sembrava sopra la spalla, vabbè ci sta, 4 secondi al termine. Mario, forse hai visto meglio di me, che traiettoria stava prendendo questo disco? Da qui sembrava, onestamente sembrava che fosse indirizzato verso la porta, quindi sarebbe stato un colpo proprio di genio di Phil Pietoniro, però potremmo sbagliarci. La stecca alta poteva anche starci, in questo caso se il disco fosse stato nello specchio della porta era un gol sicuro, quindi bravissimo Phil. Cazzola di fronte ancora a Poschmann, c'è un'interruzione arbitrale. Vediamo per quale motivo, forse questioni di secondi con i cronometristi. Ah, può essere, o stanno chiedendo di rivedere qualcosina? Ah. No. Anche perché le telecamere dell'Olimpico, quelle per le porte, non funzionano, abbiamo avuto conferma da Marco Di Bona, giornalista del Gazzettino, nonché speaker dell'Olimpico. Quindi c'è poco da... Proteste austriache che comunque vanno avanti da inizio partita, quindi a un certo punto perderanno anche di
di E importanza. di credibilità. E infatti si riparte normalissimamente, 4 secondi alla fine. Postman ancora in gaggio, vinto per lui, 2 secondi, 1 secondo, arriva la sirena Finita, finale finita, e finita. poi un brutto gesto da parte del giocatore austriaco sul Chad Pietroniero. Certo. Chad non fa una piega, guarda con aria di sfida l'avversario austriaco e dice: intanto tornatevene a casa, ci vediamo lunedì per gara 2. Sarà una Tanti gara saluti. 2 molto molto intensa, forse di più di quello che ci aspettavamo potesse essere, perché in effetti in questa gara 1 all'Olimpico il Cortina vince 3-2 e questo va ovviamente iscritto su tutte e confermato con la sirena finale. Ma ovviamente Mario, questo è il risultato che bisognava ottenere e non possiamo dire guadagnato, perché la sfida alla fine poteva vincerla una o l'altra squadra, no? Sì, siamo contenti, Siamo corretti. sia andata chiaramente così. MVP assoluto Chad Pietroniro, che in una serata di tanti 1 contro 0 da una parte e dall'altra è stato il primo e l'unico ad essere freddissimo E l'ultimo, se vogliamo. e l'ultimo, che è il più importante, e ha messo il disco all'incrocio. In generale Cortina, che per lunedì deve riordinare un po' le idee, limitare gli errori individuali. È chiaro che da qua è facile, però sono proprio errori di scelte oltre che poi di realizzazione. E facendo queste due piccole accortezze, piccole grandi accortezze, comunque il Bregenzerwald giocherà un po' meno spavaldo, perché anche loro, che adesso sanno che possono e potrebbero farcela, anche loro avranno un po' di pressione Anche perché in casa, sono costretti. sapendo che in caso di risultato negativo la loro stagione poi finisce. Esattamente, quindi la pressione si inverte, Sì. va tutta sulle spalle della Braganza, il Cortina può giocare in maniera più serena, quello che non ha fatto praticamente quasi mai questa sera. Testimonianza sono il gol alla fine, l'equilibrio, il vantaggio su 2-0 non mantenuto, i tanti power play buttati nel cestino. Quindi un Cortina che vince gara 1 di playoff. Salutiamo anche i tifosi del Bregenzerwald che sono stati a seguito della nostra cronaca su cortina.it. Lunedì gara 2 alle ore 20 a Dormin, alla Messe Stadium di Dormin si gioca gara 2, sarà un'altra bella partita da seguire, in questo caso ovviamente o sul portale dello streaming del Bregenzerwald o seguiteci alla radio come di consueto per tutta la stagione con Mario Pizzamore e Luca Zencedelli nella Hockey Night fuori porta. Ci saremo ovviamente. Mario, per la nostra regia dello streaming direi che possiamo chiudere e dare la linea ai nostri collaboratori e la chiusura di questa Hockey Night che vede il Cortina vincere 3-2 gara 1 di playoff contro il Bregenzerwald. Il mio saluto a tutti quanti quelli che hanno guardato la partita in streaming e alla nostra regia. Ciao Ciao Luca Mario, e ciao a tutti. ciao, buonanotte.